questa mattina si parte con chi? Con due sindaci, perché voi sapete che sono quelli ai quali Mirella vuole bene, non a tutti, ma abbastanza, perché sono quelli come Mirella che sono a contatto con i cittadini, che cercano di risolvere i problemi dei loro cittadini, e ve lo posso garantire che ce la mettono tutta, ma manca sempre i fondi. A quelli che sono in prima linea nel territorio, parafatalità, stipendi bassissimi e fondi col piffero o pochi. Allora ne parleremo questa mattina con Nicola Fantuzzi in presenza, sindaco di San Polo di Piave, secondo mandato Fratelli d'Italia. Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti. Buongiorno i telespettatori. sindaco, e saluto anche da Noventa Padovana Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana, Lega Centrodestra. Buongiorno Bano, un pezzetto che non ci vediamo. Un pezzetto sì, ciao Mirella, buongiorno a tutti i telespettatori e al mio collega. Allora Bano, io mi ricordo quando lei veniva qui a Sveglia Veneti anche in presenza e diceva, adesso guarda, è stato diventare a Bano. Ecco, se non ci danno l'autonomia andiamo a prenderceli a casa. Non sia che si arriva qualcun altro a prendervi a casa, e sto parlando di Fratelli d'Italia e l'autonomia ancora col piffero. Prego Bano! Direi che abbiamo fatto dei passi avanti importanti, insomma, anche e soprattutto grazie a questo governo che è frutto di un accordo di programma dove la Lega ha chiesto l'autonomia, Fratelli d'Italia ha chiesto il patto e Forza Italia ha chiesto la riforma sulla giustizia. Quindi io, da osservatore esterno, perché dopo mi occupo di amministrazione, posso non solo passare il cerino Bano, non passare il cerino, è importante. Sei un leghista di ferro Bano, è un leghista del primo pelo proprio, vai Bano. No, dai, non posso, io sono sempre stato abbastanza diretto, non posso dire che siamo arrivati a un punto importante, lo dico da amministratore, nel senso che io sto facendo delle procedure molto complicate per incorporare un pezzo di un altro territorio e quindi ho visto la complicazione che c'è in certe fasi. Posso dire, visto che sono anche nel direttivo regionale della Lega, che veramente Stefani si sta spendendo e anche Bitonci e tutti i Calderoli. Cioè, io non posso dire adesso a ottobre saranno qui a Noventa Padovana alla Fiera del Folpo, dove naturalmente faranno i saluti e ci relazioneranno al punto in cui sono, ma io non posso dire che non abbiamo fatto con questo governo dei passi avanti, tant'è che purtroppo le minoranze stanno proponendo un referendum. Ecco, su questo, l'unico punto che mi dispiace veramente è che io posso capire le posizioni contrarie, quelle che non capisco però e che veramente mi hanno dato molto fastidio sono proprio quei governatori neoeletti, e mi riferisco alla Sardegna e non cito neanche il nome per non fare pubblicità, che hanno già l'autonomia, però vogliono un referendum per non darcela a noi. E allora o siamo tutti uguali, o siamo tutti fratelli, oppure, come dice il Presidente Zaia, c'è qualcosa che non va. Ecco, io lo dico da osservatore esterno perché, ripeto, io faccio il sindaco e faccio l'amministratore. Però quello che non accetto è questo cambiamento di faccia, questo comportamento che io magari anche impropriamente chiamo bipolare, dove chi ha l'autonomia non vuole darla agli altri e quindi chi è l'egoista? Siamo noi che la chiediamo con un referendum nel 2017, l'abbiamo chiesta nel 2017, o sono loro che veramente si stanno comportando male, compreso anche magari qualche regione nostra alleata come quella di Forza Italia, la Calabria. A me sinceramente non è piaciuta la posizione, c'è un accordo di governo, è giusto, gli accordi si rispettano. Allora Bano, qualcuno però potrebbe anche dire, io mi ricordo quando intervistavo anche Gobbo, che penso che tutti Giampaolo Gobbo conoscano, perché lui da re sono stati proprio quelli che hanno creato la Liga Veneta,
E Sì. quando io dicevo, ma come mai non siete riusciti a portare a casa il federalismo, all'epoca c'era Berlusconi, e mi rispondevano, ma avevamo l'8% e più di tanto non potevamo fare. Adesso la Lega ritorna ad avere l'8% e continuiamo a vedere che l'autonomia non arriva. Ma se non è arrivata neanche quando avevate dei numeri veramente importanti, io dico le telefonate che ricevo, Sabano, sai, io dico quello che sento e quello che vedo. Pensate veramente di riuscire a portare a casa questa autonomia, nonostante sia stato vinto un referendum importante, ma è passato tanto tempo e non avete più i numeri di una volta, perciò adesso i numeri li sta dando Giorgia Meloni. E allora qui interpello Nicola Fantuzzi, questa autonomia arriverà? Questo referendum verrà rispettato? Queste deleghe come verranno date? Si sente parlare di questi LEP tutti quanti, ma alla fine se qualcuno può anche spiegare cosa sono, perché tutti parlano di sigle, ma a casa se te domandi cosa che c'è sa mia, No. sa dell'autonomia, ma sa come mai non arriva che sta roba qua, cosa è sta roba qua? Prego Esatto. Fantuzzi. Allora, sicuramente come ha accennato e ha detto giustamente il collega, il progetto dell'autonomia è un progetto previsto dal programma di governo, quindi è stato portato avanti e finalmente si è arrivati ad una legge quadro approvata che ha dato sostanzialmente un punto forte su quello che è la volontà sia da parte del governo ma anche la volontà di rispettare quello che è stato un referendum. Poi è onestamente molto triste vedere come qualcuno pur di fare opposizione tra virgolette ad oltranza vada a sbandierare temi di divisione del paese, si va a spaccare l'Italia, quando in realtà noi viviamo da non so quanti anni già spaccati, perché purtroppo con la situazione odierna abbiamo delle situazioni davvero che messi a confronto sono imbarazzanti, no? Di spesa pubblica e come dire, di gestione del denaro pubblico. Penso che l'autonomia sia un momento importante, la questione della legge quadro che prevede poi appunto questa creazione di questi LEP, dei livelli minimi assistenziali. Cioè, Spieghiamo bene, Fantuzzi, cosa vuol dire sta sigla e queste parole per spiegarla. sostanzialmente prevede il fatto che ogni regione, la spesa sostanzialmente quello che le regioni spendono per quanto riguarda i servizi che erogano, lo Stato dà sostanzialmente un livello minimo essenziale dove dicono questo è la spesa minima che deve essere garantita e da quello poi le regioni virtuose i eventuali risparmi che hanno per l'erogazione di servizi da questi livelli minimi essenziali possono riutilizzarli a proprio favore chiaramente in altre formule di servizi erogati. Dall'altra parte chiaramente questo cosa va ad incidere? Che le regioni dove invece c'è uno sperpero si trovano a dover in qualche maniera adeguare la loro spesa e quindi adeguare lo sperpero. Questo giustamente, non tanto giustamente, provoca dissenso soprattutto nel sud perché si va a toccare uno status quo che nel tempo, negli anni si è creato, però ripeto, io faccio sempre l'esempio, un comune come quello che amministro io, che negli anni, cercando di essere parsimonioso, cercando di risparmiare sulla spesa pubblica, ha un rapporto dipendenti pubblici abitanti di circa 7-10 persone ogni 1000 abitanti, anzi meno, siamo attorno alle 4 persone ogni 1000 abitanti. Andiamo al sud e abbiamo uno sbilanciamento con 30 persone ogni 1000 abitanti e allora ci rendiamo conto che qualcosa non torna, cioè o per amministrare un comune ci vogliono 60 persone o ce ne vogliono 20. Questa questione dei LEP deve andare un attimino a dare un bilanciamento di quello che è la spesa diciamo corretta, la spesa giusta da effettuare per i servizi che vanno erogati e da lì poi le regioni possono
virtuose, possono effettuare dei risparmi con una buona gestione che vanno a riversare poi sul territorio. Questo dovrebbe essere il principio, ecco, che porta all'autonomia, e quello che sostanzialmente porta anche il cittadino a riconoscere quella che è un'amministrazione virtuosa da un'amministrazione invece spendacciona. Ma che tempi avremo per avere questo, Fantuzzi? Allora, la prima parte, cioè, quindi quelle materie che non richiedono l'attivazione dei LEP possono essere attivate sostanzialmente in tempi anche relativamente brevi. A dire il vero potrebbero essere attivate anche senza la legge quadro, volendo. Poi invece quelle che richiedono i LEP, chiaramente bisogna vedere quanto ostruzionismo viene fatto in Parlamento. Ma al momento nel piatto cosa possiamo fare? Qualcosa o siamo fermi? Al momento siamo fermi. Siamo fermi Fantuzzi, perché c'è un ostruzionismo. Cioè, adesso appunto questo referendum che viene indetto per bloccare questo processo, che poi, premesso, metti caso anche che questo referendum vada bene e che venga quindi abrogata la legge, non vuol dire che non può essere attuata l'autonomia sulle materie che non richiedono i LEP, quindi può essere portata avanti lo stesso, ma è proprio il principio di andare ad ostruire quello che è un processo di cambiamento che in Italia siamo abituati, ogni volta che c'è qualcosa di diverso e di nuovo da fare siamo abituati a demolirlo, perché va bene mantenere lo status quo, va bene mantenere quello che si è sempre fatto, i poteri che si sono sempre creati, per non andare a gestire situazioni diverse. Rinaldo da Venezia, poi andiamo dal sindaco Bano. Vai Rinaldo, veloce, mi raccomando. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto il discorso dell'autonomia. Gavotà quasi 2 milioni di veneti. 2 milioni. Se non si rispetta il volere di 2 milioni di persone, noi altri veneti siamo gli ultimi gnocchi che viene su dalla pignata. Noi ne calcola neanche. Ma l'Italia, fa tutto ori. Cosa ne mi serve a parlare tanto? E bisogna che gli altri e la Lega Lombarda non va niente, va bene, perché è Serenissima con Lombardo Veneto comandava la Serenissima, adesso Salvini che vuole, è la Lega Veneta, non è la Lega Lombarda. Salvini, prendiamo solo che voti con Salvini, va bene, e dopo 2 milioni quasi di persone che hanno votato, bisogna che il governo rispetta la volontà di 2 milioni di persone. Se no andiamo fuori tutti per le strade e spacchiamo tutto, no? Come chi fa in Francia, come chi fa in Bassa Italia, come chi fa dappertutto. Gli altri veneti purtroppo se sentiamo sempre, parliamo, mi spiega di tutto, dico 80 un anno Mirella, va bene, che ne ho passate tutti i colori, ma le robe non si è mai cambiate, è sempre qui. I problemi del 50 li abbiamo oggi. Su un'altra maniera migliore, mica mai risolto niente. Vogliono unire l'Italia non è mai stata unita e non sarà mai unita, perché c'è troppa differenza fra nord e sud e basta, chiuso. I politici cosa ne conti? Ciò che avete pazienza, non farà una vedere questa autonomia. I fiori da Itali forse farà una vedere l'autonomia. Cambiamo ministri, ma siamo veneti, siamo della Serenissima, non siamo gente qualunque, dobbiamo lasciare il segno nel mondo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie caro Rinaldo, abbiamo sentito le riflessioni di Rinaldo, sentiamo Marcello Bano come commenta sia quello che ha detto il sindaco Fantuzzi che la telefonata del nostro Rinaldo. Prego sindaco. No, ha perfettamente ragione il sindaco Fantuzza, nel senso che se io vado a fare, ed è il momento in cui mi arrabbio, il calcolo per esempio del personale rispetto al numero di abitanti 90, veramente mi viene il mal di stomaco. Se dopo vado a fare anche un altro ragionamento su che io devo rispettare tutti come lui e come tutti i comuni, purtroppo mi tocca dire la grande maggioranza dei nord, sono tutti, e qua vediamo delle differenze a livello di bilancio, cioè io ho l'obbligo e la volontà, come abbiamo tutti, di rispettare quantomeno il pareggio di bilancio. Tutto a caso abbiamo sempre un avanzo di bilancio
mentre purtroppo altri amministratori, ed è qua che incominciano le differenze e si cerca anche delle soluzioni, altri amministratori invece chiudono con bilanci assolutamente in perdita, tanto lo Stato premia i comuni praticamente che non raggiungono il bilancio, dandogli addirittura più soldi, perché se uno è in dissesto finanziario gli danno più soldi in base alla... Ecco, questo è completamente sbagliato, perché tu più sei bravo ad amministrare, più amministri bene, più vieni penalizzato, mentre meno sei bravo, più vieni premiato, e questo non va bene. Allora io vado anche oltre e dico, siccome i soldi arrivano dagli avanzi di bilancio di tutte le altre amministrazioni, bene, io vorrei anche il vincolo di destinazione. Cioè, il vincolo di destinazione è: io ti do anche i soldi di avanzo nostri, bene, però li devi investire in autostrade, infrastrutture, ponti e via dicendo, scuole. Non li investi, per esempio, in personale, come si diceva prima, sempre per esempio con i forestali. Poi i forestali te li paghi te, io ti do i soldi per fare ponti, per fare infrastrutture. No, fermo un attimo, perché abbiamo il nostro Giorgio da San Stino di Livenza, poi riprendiamo naturalmente, se no cade la linea. Ciao caro Giorgio, che piacere sentirti, vai. Buongiorno Mirella, da un pezzo non ci sentiamo, saluti a lei e ai suoi ospiti. Brevissimamente un quadro generale. Allora, la difficoltà sull'autonomia è che la Lega è debole e comanda il pallino in mano Giorgia Meloni, che si sa che è estesa soprattutto al sud, è radicata al sud nei voti. Forza Italia c'ha i governatori, la gran parte che sono al sud, e insomma siamo sempre lì nella logica dell'elettorato, logica tattica del breve termine, ma non si guarda a livello strategico sul futuro del paese. Il punto è che Salvini purtroppo ha fatto il suo tempo, la gente non ha più fiducia in lui, il ponte sullo stretto continua a essere una ferita per chi sta chiedendo l'autonomia, e la chiede alla Lega perché era il mandato sociale della Lega, il federalismo, l'autonomia e tutte queste riforme. Praticamente c'è bisogno urgentemente di un avvicinamento in Lega. Solo probabilmente un avvicinamento in Lega potrebbe dare ossigeno e dare vitalità e spinta, diciamo, alle delusioni dei veneti e anche a livello romano, che purtroppo ci vede sempre in minoranza. Poi il quadro globale, purtroppo al sud si sa che clientele, assistenzialismo, voto di scambio, come diceva Bano, i soldi che gli arrivano al sud arrivano per finanziare il voto di scambio, corruttele, insomma, compravendita di pacchetti di voti per le elezioni, e si spendono in forestali, in personali inutili. Loro non creano attività, non creano infrastrutture di sviluppo perché non gli interessa. Loro se ne abituati a vivere di assistenzialismo e non hanno la mentalità, la voglia di cambiare, però questo ricade a nostro danno. Quindi è una battaglia proprio, diciamo, come si dice, di sopravvivenza di un'Italia che guarda il futuro e che quindi guarda le riforme, che guarda alla responsabilità. Poi c'è anche un'altra cosa da notare: i detrattori dell'autonomia non entrano mai nel merito delle questioni. Mai, non entrano mai nello specifico dei contenuti. Loro continuano a lanciare slogan propagandistici ideologici e con quelli vanno ad accarezzare le paure della pancia delle persone. Senti Giorgio, volevo farti una domanda, devo correre perché purtroppo il tempo è tiranno, ma mi piace anche interloquire con voi perché siete voi il popolo, siete voi quelli che eleggete e date le preferenze ed è giusto ascoltarvi. Tu hai detto una cosa importante, hai detto qui siamo deboli, nel senso che tu hai citato anche il ponte di Messina. Io ho avuto tante telefonate, ecco, quella famosa terza corsia, ad esempio, tu Giorgio ne sai qualcosa, sei da San Stino di Livenza. Esatto. Allora mi hanno detto: ma Mirella, quando vengono i tuoi ospiti anche importanti, chiedi, ma stiamo parlando del ponte, noi abbiamo la terza corsia che è 20 anni che andiamo avanti e non riusciamo a vedere fine. E ci sono morti continuamente. Cosa vuoi dire, Giorgio? Voglio dire che praticamente Salvini purtroppo ha anche un problema con Zaia, perché Zaia praticamente è un avversario interno alla Lega. Se va avanti sull'autonomia è per merito sicuramente di Zaia, cioè fare infrastrutture qui probabilmente è un aiutare un Zaia, non aiutare la Lega a tornare a radicarsi sul Veneto. Io penso che ormai ci sia questa contrapposizione interna. Come ha detto Castelli, ormai Salvini ha fatto il suo corso, la gente non ha più fiducia in lui ed è necessario ridare vitalità, ridare fiato. Secondo me Zaia sarebbe
saremmo un candidato ideale, insomma, ecco, mi sembra che lo riconoscono tutti, insomma, è che purtroppo a Roma, quando vai a Roma ti fanno terra bruciata attorno, lì ci sono poteri forti e siamo sempre in estrema minoranza. Purtroppo il Veneto, i veneti sono un corpo estraneo in questo paese qua. L'8 di settembre c'è la festa dei Veneti, ci saranno 4 gatti, purtroppo il problema è che anche i veneti sono molto anacquati, si sono lasciati annacquare. Dopo è vero che i libri di storia li scrivono a Roma e li scrivono 2 paginette delle Repubbliche Marinare, ma la storia della Serenissima è molto più gloriosa. Anche io sono venuto a saperli a pochi anni fa e adesso mi cerco di recuperare il terreno perduto dandomi una cultura, imparando chi sono, quali sono le mie radici e chi sono e dove devo andare, quale strada prendere. Purtroppo i giovani sono disorientati di tutto e se li guardi non è che possiamo sperare in loro che possa arrivare qualcosa di autonomia. Ci sono le generazioni come quella mia, quella di Bano, che hanno ancora un'impronta in qualche modo, però dopo non c'è più niente, non c'è più niente. Grazie ragazzi... Giorgio, devo interromperti, ma ti ringrazio anche, ecco, sono importanti le telefonate perché anche i sindaci, i politici devono rendersi conto di quello che pensano anche le persone che li hanno anche eletti, perché mi sembra che Giorgio sia un leghista, questo lo dico a Bano perché ha chiamato più volte e lui è era almeno fortemente leghista, adesso non so perché lo sento anche un po' deluso. Prego Bano. No, io allora intanto ringrazio Giorgio, però sarebbe giusto fare alcune precisazioni, visto che indipendentemente dal sindaco mi spoglio del ruolo di sindaco e faccio quello da politico, perché comunque sono il direttivo regionale. Allora, bisogna distinguere 2 piani. Il presidente Luca Zaia fa il presidente della regione Veneto, non ha nessuna intenzione di avere nessun ruolo politico, cioè, quindi la diatriba Salvini, Zaia eccetera, e anch'io ho sentito, continuo a sentire eccetera, di fatto non esiste, nel senso che Zaia ha un ruolo amministrativo e, come ha sempre detto, lui non vuole avere nessun ruolo politico. Anch'io sarei contento di avere un prossimo segretario federale che fosse veneto, ma ripeto, la Lega è appunto una federazione dove ci sono tantissime regioni, comprese anche le regioni del sud. Io sono assolutamente federalista, non è che mi scandalizzo se in Lega entrano anche diventa una federazione di leghe anche con chi porta delle istanze. Mi scandalizzo e sono un po' più perplesso invece quando magari l'idea è quella di fare un partito unico nazionale. Allora là sì, perdiamo la nostra identità, le nostre radici, ma dobbiamo sempre comunque avere ben chiaro qual è l'obiettivo. Cioè, noi non possiamo, Giorgio, dividerci in questioni inerenti al partito. Il partito deve rimanere unito. Anch'io in questo momento magari a volte mi trovo, anzi molto spesso mi trovo nella parte minoritaria, quella più venetista, quella più identitaria, quella più legata al territorio, eccetera. Però il quadro generale è molto più complesso e complicato. Cioè noi per portare a casa dei risultati, frutto del referendum che è stato fatto nel 2017, con 2.328.947 veneti, io questo numero qua me lo sono stampato nella testa, dobbiamo essere uniti, compatti, evitare le polemiche e soprattutto dare fiducia agli amministratori locali, perché se la Lega tiene e siamo riusciti ad arrivare a una legge quadro, a una trattativa adesso anche con Bertolissi, Stato-Regione, col professor Bertolissi, è frutto di un partito che era al 3%, al 2%, che era da 4 scappati di casa e alla fine siamo riusciti a portare a casa regioni e dimostrare, comuni e dimostrare anche di saper far bene. Basta pensare a Gentilini, a Mario Conte, a Bitoncio, a Cittadella, eccetera. Allora cerchiamo di, come dire, non avere la sindrome di Calimero, essere orgogliosi di essere veneti. Io sarò a Cittadella alla festa di Veneti, sono andato tutti gli anni e lo vorrei fare anche a Noventa Padovana. Cioè, noi dobbiamo essere orgogliosi della nostra tradizione, della nostra identità, eccetera, però dobbiamo guardare il futuro. E il futuro significa purtroppo confrontarci con tutta una serie di liturgie che ci sono a Roma, che io sono assolutamente ostico,
e purtroppo fare delle mediazioni, degli accordi, non portare a casa magari l'autonomia che noi avremmo voluto. Perché cosa pensi? Che io sia contento di portarmi a casa delle materie dove non mi danno i soldi che risparmio? Cioè mi prendo una rogna e in più non porto neanche un vantaggio ai miei cittadini. Non sono d'accordo. Perché grazie Bando, sentiamo anche Livio da Padova, poi sentiamo Nicola Fantuzzi e poi andiamo in pubblicità. Vai Livio! Mirella, ciao e un saluto ai tuoi ospiti. Dunque, secondo me l'autonomia significa tutte le 23 materie, e quello che si risparmia da ogni materia deve rimanere qui nel Veneto, deve rimanere qui. Questa è la vera autonomia. In Veneto si dice carta parla e via dorme. Questo deve essere quello che ci viene dato. Se non viene dato questo, non è un'autonomia, è un'autonomia parziale, e perciò è inutile che parliamo. Se non vengono messi in chiaro i patti, che questi devono essere i patti, l'autonomia vera e propria non l'avremo mai. Grazie e vi saluto. Carta parla, Vian dorme, Fantuzzi, ma noi altri siamo qua, come che dice Livio, che non siamo ancora partiti con niente. Questa è la verità, esatto. Anche se si potrebbe partire con qualcosa, esatto. Prego Fantuzzi. Allora, sicuramente poi è anche appunto da specificare che l'autonomia, noi adesso conosciamo le regioni a statuto autonomo, come il Friuli, come il Trentino, come la Valle d'Aosta, eccetera, come la Sardegna stessa, la Sicilia, però ecco, l'autonomia che si sta andando a disegnare con questa legge è un'autonomia diversa, appunto. Probabilmente, appunto, visto l'uscita della governatrice della Sardegna, sarebbe anche da rimettere in discussione i principi delle regioni a statuto speciale, da capire se sia ancora una questione tra virgolette attuale, o se magari possano rientrare anche loro attraverso il meccanismo di questo nuovo sistema di autonomia, e penso che sarebbe molto diverso, perché i trasferimenti che potrebbero avere sarebbero molto diversi. Quindi appunto anche la Sardegna, che viene a sbandierare il fatto che non va concessa l'autonomia in questi termini, fa un po' da ridere vedendo il tipo di autonomia che hanno loro. Per andare telegrafico su due considerazioni che ha fatto Giorgio prima in precedenza. Allora, intanto la questione di Fratelli d'Italia non è un partito del Sud, Fratelli d'Italia, sicuramente è un partito nazionale, però è anche il partito che nelle ultime due elezioni per le politiche nazionali e per le europee in Veneto è quello che ha preso la percentuale maggiore, quindi probabilmente anche i veneti in un certo senso si riconoscono in quello che è un programma e di quello che è uno stile che questo partito sta portando avanti. Poi per quanto riguarda il ponte sullo stretto, io se devo guardare tra virgolette da esterno e da amministratore, mi viene da dire che a livello strategico può essere un'opera che ha la sua importanza, però sicuramente Salvini la sta cercando di fare sua per avere il bollino del suo nome sopra questo, come un po' era Berlusconi negli anni che lo sbandierava un po' come suo grimaldello. Adesso Salvini, con anche i soldi del PNRR, riesce a metterci il bollino e dice l'ho fatto io. Però ecco, è vero che noi abbiamo tanti problemi di infrastrutture qua in Veneto, e l'autostrada, la 4 purtroppo è uno dei problemi che vede continuamente morti sulle strade, e appunto oggi Salvini è ministro delle infrastrutture, 30 anni che ci portiamo dietro questo peso. Scusa Fantuzzi, e lo dico anche a Bano, poi andiamo in pubblicità, ma però fa specie. Io la faccio quell'autostrada, per vari motivi la faccio spesso e ogni volta devo farmi il segno della croce che mi vada bene. Quella nel Friuli è finita, la terza corsia, per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, è terminato. Guarda caso, è Veneto. Da San Stino in qua. Da San Stino in qua. Gruaro, ecco, non si va più da nessuna parte, tutto ancora in alto mare, si lavora ma in alto mare. Cioè, se 20 anni... Cioè, queste persone che devono muoversi, lavorare, perché sappiamo benissimo che è un'autostrada di passaggio. No, è una delle arterie principali. Più principali. È possibile che riusciamo a fare un ponte Morandi, se si vuole, in pochissimo tempo, e non riusciamo a terminare la terza corsia? Pubblicità.
con Nicola Fantuzzi, sindaco di San Polo di Piave, Fratelli d'Italia, e abbiamo da Noventa Padovana Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana Lega, perciò capite bene che è un bel confronto questa mattina, perché non c'è un uomo al comando, c'è una donna al comando, ma tutti e due i partiti sono al comando di questa donna, che vedremo cosa deciderà dopo essersi consultata. Allora Bano, cosa vuol dire per voi avere una donna al comando? La Lega ce l'ho duro, adesso com'è la storia? Dura è sta storia, perché è una tosta, Prego. No, è molto brava, infatti il consenso di Fratelli d'Italia è un consenso ad persona, personale della Meloni, cioè nel senso che, e anche qua faccio sempre un ragionamento squisitamente politico, i voti che sta prendendo Fratelli d'Italia sono voti della Meloni, i voti che sta prendendo in questo momento il partito che io rappresento li sta prendendo gli amministratori, perché se noi pensiamo alla Lega in Veneto pensiamo a Zaia, pensiamo a Marcato, pensiamo a Conte, a Mario Conte, cioè pensiamo ad amministratori che sono locali. Io devo essere sincero, sono molto soddisfatto dei risultati insieme con Calderoli che stiamo portando a casa, che sta portando a casa il partito. Sono molto soddisfatto. Il percorso è ancora lungo e ritorno all'autonomia, perché è il motivo per cui io ho incominciato a fare politica a 40 anni, facevo tutt'altro e quindi sono stato colpito dalla politica in tarda età, perché ho conosciuto la Lega e quindi per me sarà la prima e anche l'ultima tessera che prenderò di qualsiasi partito, perché mi riconosco perfettamente, cioè è l'unico partito che è territoriale, che è radicale, che ci rappresenta, che mi rappresenta, malgrado abbia fatto, e mi ci metto anch'io, abbiamo fatto degli errori, ma quando si lavora, lo dico all'amministratore, purtroppo può succedere anche che facciamo gli errori. Per ritornare al rapporto col governo, cioè, se noi stiamo portando a casa qualcosa, se in questo momento c'è una delegazione trattante che sta trattando le materie, perché c'è la Meloni che sta garantendo questo accordo tra le tre forze politiche. E dopo faccio l'ultimo ragionamento e mi taccio. Se però la scusa devono essere i livelli essenziali di prestazione, tanto perché la gente deve capire proprio in maniera pratica, se noi in Veneto siamo bravi e una prestazione costa €1 e giù altri comuni, altre regioni, la stessa prestazione costa €3, cos'è che chiediamo noi? Che €3 più €1 faccia €2 e venga diviso tra le due regioni. E quindi noi dovremmo avere il doppio dei soldi che risparmiamo e possiamo investire nel territorio, perché €3 più €1 fa €4, diviso 2 fa €2 a uno e €2 all'altro. Cioè, quindi io vorrei arrivare a quell'autonomia là. Quello è l'obiettivo, senza togliere nulla, però bisogna finire di avere dei costi del personale, che noi dobbiamo rispettare il pareggio di bilancio e altri invece possono spendere e espandere. Allora, se siamo tutti uguali, se siamo tutti quanti federalisti, autonomisti, eccetera, dobbiamo essere messi tutti sullo stesso piano. E quindi io quello che vorrei, e lo voglio proprio, che l'autonomia fosse veramente un'opportunità per tutti, ma anche per il Sud, perché può dimostrare finalmente di governare bene, perché il problema non è il Sud, le popolazioni, la gente che lavora, il problema sono i politici. I politici, perché ci sono dei politici bravi, ci sono dei politici meno bravi, ma come anche da noi. Però è un dato di fatto che le stesse politiche amministrative del Nord non possono essere uguali a quelle del Sud. Bisogna potenziare il Sud, ma non puoi sprecare i soldi, perché continuiamo a fare delle politiche solo assistenzialistiche, clientelari, che purtroppo penalizza anche chi lavora bene, perché tanti soldi gli arrivano anche agli incapaci e spendono soldi, li buttano via per dare dei lavori assolutamente inutili e non producono niente al territorio. Ecco, l'autonomia invece questo lo cambierebbe, c'è un cambio di paradigma incredibile, è un'opportunità per il Sud più del Nord, fantastico, perché noi comunque ci arrangiamo, riusciamo a portare a casa il risultato. Per loro finalmente possono anche loro portare a casa il risultato
e possono crescere in maniera importante, quindi è un'opportunità per tutti, è un cambio di paradigma completo per cambiare questo paese qua, altrimenti noi non ne usciamo più. Allora Bano e Fantuzzi, dopo aver fatto questa prima parte importante politica, anche per capire le due realtà che abbiamo nel nostro territorio, anche perché il prossimo anno si va a votare alle regionali, perciò è importante capire anche come si muovono i partiti, io vorrei parlare di sociale e non vi ho invitato a caso. Bano perché indipendentemente come politico è una persona molto sensibile e io lo so e lo ringrazio per la sensibilità che ha, lui lo sa che sto dicendo la verità, se no sa che a Sveglia Veneti non si arriva. E questo lo dico anche al sindaco Fantuzzi. Perché? Perché adesso io vi faccio vedere dove sono andata a Possagno, perché adesso voglio parlare di sociale con voi, dove e anche a Valdobbiadene, dove ho avuto anche il sindaco sia di Possagno che di Valdobbiadene, e ho portato i diversamente fragili, che vuol dire i diversamente giovani e i diversamente agili. Allora andiamo a sentire questi intervisti degli ospiti e poi vi dico perché vi ho invitato questa mattina. Andiamo a sentire Valdobbiadene, interviste ospiti. Allora Riccardo, 2 anni fa eri a Venezia, l'anno scorso siamo andati alla Fenice, quest'anno alla Gipsoteca Antonio Canova. Cosa vuol dire per te Riccardo visitare questi posti, incontrare persone nuove? Prego. Beh, per me prima di tutto è vedere la Gipsoteca e anche ho visitato una volta anche il Tempio del Canova. È bello? Sì, molto bello. Dentro è tutto pieno di affreschi. E incontrare altre persone? Beh, per me è anche bello incontrare altre persone perché è gente nuova che non conosco, eccetera. E mi piace, sì. Cioè, trovi utile fare queste uscite? Sì, trovo utile, anzi mi piace molto fare queste uscite. Mi fa molto piacere. Si incontra tutti e anche quelli che non si conoscono, è anche bello. Sì. Gianfranco, cosa vuol dire per te questa gita oggi? A me venuto qua per guardare il museo e altre visite qua nel territorio. Quanto è importante è visitare questi posti per voi? È la prima volta che vengo su qua e mi è piaciuto venire su comunque. È bello staccare la spina? Sì. Incontrare altre persone che non conosco e stare insieme a loro. Cosa vuol dire incontrare persone nuove, vedere questi luoghi meravigliosi, questa storia della nostra cultura veneta anche? Anche un bello posto e persone guardare il museo di libri di Treviso, San Zenone, di tutti i tipi. E incontrare altre persone, quanto importante è? È importante, più belle possibilità vedere anche fuori, anche dentro, di tutto. Qui abbiamo l'ISRA presente sempre, comunque, dovunque. Allora, cosa vuol dire per voi visitare questo luogo? Vi fa piacere uscire, incontrare persone nuove? Sì, fa piacere, certamente. Non vieni tutti i giorni a guardare. È vero? Sì, è vero. Mi fa piacere, condivido quello che ha detto la signora. Bisogna incontrare persone nuove. Certo. Persone nuove e vedere questi ambienti che sono una cosa meravigliosa da guardare, insomma. Perciò pensate che il direttore Pavan, Giorgio Pavan, che salutiamo, sì, perché grazie a lui siamo riusciti a fare anche questa importante gita. Ecco, è importante per voi anche vedere la cultura, ecco, partecipare a questi eventi. A me piace tanto vedere, sono padovana io, non sono trevigiana. Dalle mie parti conosco non conosco ancora tanti ambienti. Comunque venire mi piace, è soddisfazione vedere insomma cose nuove, cose che non ho mai visto. Ha 90 anni. 90 anni, sì. Allora, come educatori, ecco, come accompagnatori, per voi queste visite servono a queste persone anche nel rientro, staccare la spina, ricordare quello che hanno visto, poi divulgare anche tra di loro quelli che non hanno potuto partecipare naturalmente? Certamente sono momenti utili perché promuovono il benessere, questo è importante. Poi dopo quando rientriamo a casa raccontiamo a chi non è potuto esserci, insomma, quello che abbiamo visto e ne parliamo anche per qualche giorno, quindi è una buona cosa,
sono belle iniziative, quindi grazie per l'opportunità. Un bel ricordo anche per il futuro. Siamo fortunati noi arrivare qua. Certo. Siamo proprio fortunati. Mi fa molto piacere. Mi fa molto piacere. Insomma, sì, di 90 anni compiuti. Complimenti. Vado ancora a palestra, Sicuro faccio ancora nessuno glieli tanto. dà? Beh, penso ecco. anche a casa, cosa dite? Guardatela. Secondo voi avete capito che non è l'età, ma è la testa, il corpo che deve essere sempre In movimento. Ginnastica da tanti anni. Grazie anche a loro. Sì, no, io sì, anche allora adesso. Anche? Ma prima Anche? No, perché sono rientrata, ma prima abitavo un'altra zona e allora Sì, adesso conoscevo, però adesso ho conosciuto anche questa zona qua e sono contenta dove abito, insomma, ho trovato ginnastica anche qua, vado. Bene. Buona gita allora. Grazie. Mariella, e tu Mariella, cosa vuoi dire? Che sono contenta di essere qua. Sei contenta di essere. Quanto importante è uscire? Grazie alle ragazze che mi hanno accompagnata. Hai capito? Vedete, questi sono i nostri diversamente giovani. Spero che qualcuno apra gli occhi e capisca l'importanza di queste gite. Forse portarli un po' di più a spasso non farebbe male a nessuno. Un po' alla volta ce la faremo. Abbiamo iniziato bene. Ciao! Allora, abbiamo iniziato bene. Bano Fantuzzi. Allora, vi ho invitato perché? Perché bisogna agire. Queste persone non hanno più la possibilità di aspettare in eterno che qualcuno dall'alto pensi che ci sono anche loro. E se noi siamo diventati così bravi, belli e grandi, è merito di queste persone che hanno lavorato tanto, lavori che noi neanche non immaginiamo, con una fatica enorme, con un sacrificio enorme, e si vedono con una pensione di 500-600 euro. Molti non riescono ad arrivare nelle RSA perché non ce ne sono, e se ci sono hanno tagliato i posti letto oppure non c'è il personale. Allora Bano, cominciamo a parlare di loro invece di parlare di cemento, di cose che magari al momento servono meno di quello che è invece il servizio alla persona. Lei ha detto la festa del Folpo, perché non unirsi con altri sindaci e portare queste persone che sono troppo chiuse? Troppo sole, Bano, sempre là, solo là, strutture anche impeccabili, lei sa come la penso, non dico di no. Ma questo è il bisogno di vivere la quotidianità che viviamo noi. Ma è possibile che sia la Mirella che li porta in giro, che paga col 5 per 1000 e che vengo tagliata fuori da tutti i tavoli di concertazione politici perché faccio le cose per loro e non sicuro per me, per la mia visibilità che non ne ho proprio bisogno, perché faccio le cose e faccio vedere la realtà. In questo momento noi abbiamo bisogno di servizi alla persona. Noi troviamo gli anziani morti in casa, da soli, anche qua, nel nostro territorio, perché non si conoscono. Allora, Bano, lo dico anche a Fantuzzi, a me non me ne può fregare di meno di essere 7.500 associazioni di volontariato che tutti facciamo tutto e dopo troviamo il morto a casa perché non sappiamo chi è, dove abita, perché c'è la privacy, ci sono i servizi sociali che chiudono al venerdì alle 13 e fino al lunedì non risponde nessuno. Cioè queste cose servono. Noi abbiamo delle persone a casa che non possono spostarsi dal letto e nessuno arriva a casa perché hanno tagliato i servizi. Bano, io ho le mamme che mi chiamano, non è che sa che io racconto storie. Anche queste feste che voi fate, ma perché non unire le forze tra sindaci e portare queste creature meravigliose che abbiamo ancora la fortuna di avere a partecipare alla nostra quotidianità? Perché i normodotati hanno tutto. Invece si parla ancora di Paralimpiadi e questi porta a casa 50 medaglie, ma a medaglia si diversa come prezzo, e sì come si fa, e premiamo sempre i normodotati. Vogliamo iniziare, Bano, lei è anche un personaggio forte politico adesso, ad aiutare la Mirella a far capire che queste persone hanno tutto il diritto di uscire, di visitare. Abbiamo associazioni che hanno pulmini, abbiamo cooperative pagate che hanno là fermo, non posso, siamo in tanti. Vogliamo capire di unire le forze, perché se no non andiamo da nessuna parte. Prego Bano e poi sentiamo Fantuzzi. Mirella, io chiedo cortesemente di venire a Noventa Padovana. Allora ti faccio vedere delle realtà, perché io non sto facendo nulla, cioè nel senso che io ho un assessore che è
bravissimo sociale che si è sempre occupato non solo di volontariato, fa anche l'avvocato e ha creato delle realtà insieme con la zia straordinarie che è Progetto Insieme, che si occupa di comunità alloggio per disabili e quindi è molto impegnata sul territorio. Noi abbiamo tutta una serie di persone che hanno avuto delle difficoltà nella vita, che sono perfettamente integrate nel tessuto sociale, che si danno da fare, che gli abbiamo trovato anche un ex asilo parrocchiale che chiudeva e gli stiamo facendo un cambio di destinazione d'uso per fare ulteriori alloggi, che sono bravissimi, cioè lavorano con laboratori, sono integrati, camminano durante il giorno, hanno una vita sociale, una loro vita sociale, una loro dignità, e questo è per noi, soprattutto per me, come posso dire, un fiore all'occhiello di 90 Padovana. Per quanto riguarda invece gli anziani, i giovani, perché stiamo sempre parlando di sociale. Per quanto riguarda gli anziani, per esempio, noi abbiamo una casa di riposo che viene gestita dall'ASA, però anche là ci sono gli operatori che durante la fiera li portano fuori in continuazione, li portano in giro, si divertono, cioè si cerca di andargli incontro. Dopo abbiamo implementato dei servizi, l'assistenza domiciliare, i pasti, cioè noi i pasti agli anziani, quelli che lo richiedono o che ci vengono segnalati dai servizi sociali, glieli portiamo a casa. Ho capito che Bano fa questo a 90 Padovana, ma io sto parlando al Bano regionale, quello che mastica la politica. E io non devo essere fortunata a vivere a 90 Padovana perché ho un sindaco sensibile. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, essendo diversamente giovane con problemi. E qua non ci siamo, Bano. So anch'io che lei è bravo, che Fantuzzi è bravo, ho detto prima, se no non mi avrei invitato. Ma io ho bisogno di dare risposte a quelli che non hanno queste possibilità, queste opportunità. Abbiamo questi anziani che sono chiusi. Fantuzzi, devo correre, ma dobbiamo anche rispondere a quelle persone che non sono con voi perché vivono in altre realtà. Sto citando anche Padova, ad esempio. A Padova abbiamo trovato anziani morti in casa. A Padova. Prego, Fantuzzi. Certo, Mirella, sono perfettamente d'accordo. Appunto, come il sindaco Bano, anche noi ci attiviamo nei nostri servizi che possiamo fare per le nostre comunità. Il tema importante è quello, secondo me, che tu hai toccato e che sempre di più dovremmo sviluppare, che è quello: dobbiamo andare in cerca di queste persone, non dobbiamo aspettare che ci arrivino i problemi, ma dobbiamo andare alla ricerca e capire dove ci sono le situazioni di povertà, le situazioni di solitudine, perché queste persone hanno bisogno di essere accompagnate, ma bisogna andare a suonare i campanelli. Allora, ecco che la grande sfida, secondo me, che dovremmo riuscire a mettere in campo è proprio questa, attraverso le associazioni di volontariato, ma deve esserci una guida dal punto di vista appunto politico e sociosanitario, che va verso questa direzione. Purtroppo abbiamo sempre di più il problema della solitudine e le persone appunto che sono da sole, che sono a casa, non hanno neanche la possibilità di approcciarsi ai servizi. Fermo Fantuzzi, abbiamo Federica da Mestre. Vai Federica. Ciao Mirella. Ciao. Stavo seguendo questa mattina questo importante argomento sulla fragilità e gli anziani. Io volevo portare la mia testimonianza da Mestre e che effettivamente, come diceva prima il tuo ospite, bisogna andare a suonare i campanelli. Nessuno è venuto a suonare il mio campanello, cioè, noi viviamo a casa con una mamma che ha una patologia degenerativa e c'è una solitudine pazzesca. Io mi complimento con quello che stai facendo e con le gite, perché è quello che serve alla persona anziana con una patologia degenerativa. Serve l'accoglienza, serve sentirsi utile, serve sentirsi ancora vivo. Invece noi siamo schiacciati come famiglia da burocrazia, vai a bussare a porte e ti vengono chiuse, chiedi un centro diurno, sei in lista d'attesa e ti dicono provi a chiamare nel 2025 per vedere se ci sarà un posto per il 2025-2026. Non ci sono persone preposte, ci vengono a raccontare che la popolazione invecchia sempre di più,
per cui ci saranno bisogno di strutture, ma queste strutture e questi operatori non ci sono. Alla fine della fiera, Mirella, cosa ti dico? La persona fragile è in seno alla famiglia, che molte volte non ce la fa, non per il poco amore, non per mancanza di sensibilità, ma perché un figlio, una figlia, a volte arriva a non farcela, ha bisogno di aiuto e questo aiuto non lo si trova. Posso bussare a 1000 porte, Mirella, questo aiuto non c'è. Allora, Grazie Federica, credi che faccia questa trasmissione perché che dica queste cose? Perché mi sogno a notte, a mattina e dico perché le vivo, perché vado a trovare queste persone quando mi chiamano, vado a vedere se è vero, perché mi confronto con i sindaci che non sono mai a conoscenza della cosa, chiamo l'assessore, non è a conoscenza della cosa, e poi i servizi sociali sì, l'abbiamo seguito, ma c'è sempre un malcerino che passa. Fantuzzi, continuiamo a rispondere a Federica e a quello che sto cercando di far capire a livello politico, non a livello, perché so che siete bravi e che fate di tutto e di più, però a livello politico è là che dobbiamo muoverci. E mi collego anche a quello che diceva Federica, noi oggi siamo anche fortunati che arriviamo comunque da un modello e un sistema famiglia che ancora riesce a reggere appunto certe situazioni, ma tra 20 anni, tra 30 anni che le famiglie saranno completamente diverse, perché vediamo com'è la società oggi, come la famiglia oggi sta andando e probabilmente anche in un certo senso perdendo quella che è la sua centralità e il suo supporto sociale. E tutta questa solitudine poi è in capo a chi? Allora ecco che lì è urgente che il sistema pensi e possa guardare in prospettiva, perché altrimenti ci troveremo tra virgolette davvero con una valanga di difficoltà sociale che non riusciremo a gestire, e lì sarà davvero una difficoltà poi enorme da gestire. Quindi il sistema deve dare le risposte a oggi, trovare le risposte per domani a queste situazioni di emergenza e di solitudine. Abbiamo Giusy, vai Giusy da Treviso. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Allora Buongiorno. Mirella, questo discorso che sempre facciamo tutti i giorni, quando tu vedi che non si aprono le finestre in un appartamento vicino a casa tua, specialmente se sappiamo che c'è una sola persona anche anziana, bisogna parlare e dire al vicino, hai visto se era come ieri che ho sentito che una signora era morta da giorni perché sua figlia era a Rimini in hotel, però la figlia era anche lei un po' disturbata. Ma come si fa? Dopo interrogano quelle signore che sono amiche, ma sai, io ho visto da giorni che non si apriva qua e là. Ma cosa aspettano? Cosa aspettano? Ma che si disentrighino? Che si disentrighi il corpo? Ma come si fa? Ma come si fa, Mirella? Perché sanno vita, morte e miracoli di tutto. Il paese sa tutto, anche quello che non deve sapere, però si interessa se sono qua, se hanno l'amante, se è vedova, però non parlano quando c'è da parlare, questo voglio dire. I vicini di casa ormai, Mirella, non esistono più. Grazie Giusy, devo correre, scusami, ma ho forato e devo fare un appello a Bano, perché ieri ho avuto il dottor Gorini, presidente degli ordini dei medici di famiglia, con i quali Bano abbiamo deciso di fare una cosa che manca, perciò arriveremo anche in regione con questa lettera che scriveremo, chiedendo che i medici di famiglia abbiano la possibilità di avere il nome, cognome, numero di telefono e mail delle associazioni di volontariato. Ognuno cosa fa, perché sennò tutti facciamo tutto e non andiamo da nessuna parte, per aiutare le persone in difficoltà che magari escono dall'ospedale, anche perché il socio sanitario fra poco verrà tolto all'ospedale, sarà solo sanitario e non sociale, una montagna di soldi che gireranno, perciò io col dottor Gorini, che rappresenta i medici di famiglia, scriveremo questa lettera al dottor Fagian, perché è un referente, dove chiederemo la possibilità che il medico di famiglia abbia un elenco da dare al paziente quando arriva a casa, per fare la spesa, perché non può muoversi, per avere un aiuto, però abbiamo bisogno, come diceva il dottor Gorini, che la regione ci dia una mano. Cosa ne pensa Bano? E poi sentiamo Fantuzzi, perché al momento non c'è.
Il dottor Gorini ha detto che ha dovuto richiamare l'ospedale perché il paziente che era stato portato a casa dopo operato non aveva nessuno. E chi fa la spesa? Ma non è l'ospedale che deve riprendersi l'ammalato, c'è qualcun altro o sbaglio? Prego Bano, ci darà una mano in questo? A me dispiace, avete perfettamente ragione, è un servizio secondo me che è utile e giusto farlo presente alla Regione. Mi spiace, però dopo, mi piacerebbe concentrarmi però su un tema. Allora, un conto è la grande città, faccio un esempio di Padova che sono 230-240 mila abitanti, un conto è il comune a dimensione di 7, 8, 10, 12 mila abitanti, come per esempio può essere Noventa o un altro, dove c'è ancora la comunità, cioè noi sappiamo chi sono in difficoltà, quelli realmente in difficoltà, quelli che hanno bisogno di assistenza, del portarli all'ospedale a fare le terapie. Il servizio pulmini, noi ne abbiamo 2, dopo magari il problema è che non abbiamo l'autista, ma non perché non abbiamo i soldi, perché non ci sono i volontari per fare l'autista e non possiamo neanche pagarli perché non ci permettono. Adesso abbiamo risolto queste situazioni qua, però un conto, ripeto, la roba brutta delle città è che sei un numero, ti perdi, non conosci nessuno, eccetera. Caso diverso sono ancora i comuni guardi che non è tutto così come si dice, Bano, guardi che ci sono persone che sono morte nei paesi, ho chiamato sindaci con persone di paesi piccolissimi, quali quando gli ho spiegato la situazione che hanno chiamato in diretta a Rete Veneta, hanno detto io questo caso non lo conoscevo e se lo vedo eppure non lo conoscevo. Abbiamo Mirko da Padova, vai Mirko, poi chiudiamo perché ho forato come al solito, vai Mirko. Sarò velocissimo. Innanzitutto saluto i suoi meravigliosi ospiti, in particolare il signor Bano, e stia attenta signora Mirella, perché il signor Bano nel suo comune le fa forte concorrenza, perché è molto forte, è molto bravo, vive in mezzo alla gente, è un comune, signora Mirella, di Padova di alto livello, ma lui lo gestisce a tutti i livelli. È una persona bravissima, vive in mezzo alla gente ed è un personaggio che se dovesse andare al Presidente, alla Regione lo voterei subito. Ascolti signora Mirella, volevo solo dire una cosa, con questi studenti che tutti hanno bisogno di questi alloggi, stanno chiudendo asili religiosi per far posto per gli studenti, dopo dicono che non fanno bambini, ne fanno di tutti i colori signora Mirella, tutto per questi studenti, ma le famiglie che cercano una casa, i separati che si trovano buttati in mezzo alla strada, gli studenti, questi studenti sembrano diventati la cosa più importante, devono tutti perché prendono una montagna e stanno chiudendo asili, signora Mirella, per fare religiosi, per fare stanze per gli studenti. Questo è il campo religioso, è una vergogna. Io dico, ci sono famiglie senza casa, gente disperata che non sa dove trovare un pezzo di casa, le case comunali che sono quelle, e abbiamo questa situazione, tutto interessamento per i religiosi. Ad ogni modo, signora Mirella, mi sono permesso di telefonare salutando il suo ospite di San Polo, che non conosco di persona, ma sarà un grandissimo sindaco, ma in particolare il signor Bano, che è un sindaco semplicemente eccezionale. E io sono di Padova, la saluto e complimenti per la trasmissione. Grazie caro Mirko, mi fai sempre i complimenti per la trasmissione, ma sai che la trasmissione la faccio per voi, con voi, per far capire l'importanza ai politici. Vedi Mirko, io ho parlato non al Bano, sindaco di Noventa, io ho parlato al politico, perché è un politico che fa parte del governo, le leggi le fanno in Parlamento c'è la Lega, c'è Fratelli d'Italia, c'è Forza Italia, tu capisci che anche è là che devono capire che dobbiamo assolutamente dare risposte alle famiglie, è là perché il sindaco può essere bravo come vuoi, a parte che non è il mio concorrente perché lui è politica, io non sono politica, perciò non siamo concorrenti, quello che è lui io di sicuro non lo posso avere e fare. Però quello che io voglio far capire è che è qua che la politica deve dare risposte. Con sto cavolo di PNRR, Bano, che prima era rivolto più al sociale, poi abbiamo visto solo cemento.
E ci sono queste persone, come dice Mirko, ma come ha detto Federica, come ha detto Livio, che hanno bisogno di risposte immediate, che sono i servizi alla persona. Dobbiamo far lavorare le baby gang, altro che metterli agli arresti domiciliari o perdonarli perché è minorenne, qui si gira col corteo e ti dà 30 corteae. Qui dobbiamo farli lavorare, Bano, fargli capire che se tiri fuori un coltello te va a pensare 100 volte, tiralo fuori, ma dopo te seguo. Qui è il Parlamento che deve dare la sicurezza. Cosa volete fare voi sindaci? Non siete neanche d'accordo tra di voi, l'ha detto anche Fantuzzi, cioè tutti quelli che invito. Cioè è il Parlamento che deve legiferare per la sicurezza del cittadino, dare più soldi ai sindaci per mettere fine, ma com'è possibile, Bano, c'è il centrodestra che governa, che le persone hanno paura di uscire da casa per 50 ragazzini, se sono 50 ricordatevi che sono tanti, che tengono in pugno i sindaci, le forze dell'ordine, ma stiamo scherzando, Bano, perché è minorenne, che sputano in faccia alle forze dell'ordine, non hanno più paura di niente, i genitori che perdonano tutto, no, paghi, tu genitore paghi non solo con i soldi, ma anche con lavori essenzialmente utili, se no te li tendi a toffiol, perché fa del male a tutta la comunità la paghiamo noi, Bano. Questo la politica deve capire, che deve dare un segnale forte, non ne possiamo più tutti i giorni con queste solite conosciuti alle forze dell'ordine, è vero o sbaglio, Fantuzzi? Giusto, e di fatti vedere come sbeffeggiano le forze dell'ordine quando arrivano a riprenderli o comunque a cercare di dirimere le situazioni di aggregazione un po' appunto anche esuberante e violenta a volte, è proprio dà proprio l'idea di ma questi genitori dove sono? Cioè, ma l'educazione, dopo intervistano i genitori, ma è sempre stato un bravo ragazzo, ma non sappiamo. Cioè, non ce la faccio. E mi collego al tema che mi pare dicesse Giusy prima. Dobbiamo costruire una società che guarda, che ha cura di se stessa e che ha cura del prossimo. Anche queste situazioni qua, cioè i genitori devono aver cura dei propri ragazzi e non è vero che i cellulari non possono essere guardati dai genitori. I genitori hanno l'obbligo di controllare, di supervisionare quello che è l'attività del proprio figlio. Come ogni membro della comunità deve essere attento al vicino, ma non solo che per spettacolare, per far gossip, deve essere attento proprio, come diceva giustamente la signora, se una persiana non si alza, se un balcone non si apre, un campanello... non ci sto, non deve essere il vicino. Sono i servizi sociali che devono gestire queste cose. Noi paghiamo i servizi sociali devono avere, se conoscono il territorio, l'elenco delle persone che sono in difficoltà, e apro un capitolo su questo. Andare a vedere cosa succede in quella, come facevamo noi col Covid. Noi arrivavamo nelle famiglie, suonavamo il campanello e vedevamo come viveva la famiglia. Bisogna, come ha detto lei, suonare il campanello. Esatto. Andare a vedere questo anziano chi è, se è dimesso dall'ospedale, se il medico di famiglia deve avere la possibilità di mandare un'associazione di volontariato ad aiutarlo, ma se non come dice Igolini, se non sappiamo chi sono, noi non li abbiamo. Devo chiudere assolutamente. Mi permetto di fare una parentesi solo, hai detto giustamente il sociale e la struttura sociale deve sostenere le attività. Ci avviamo verso un processo di cambiamento della struttura sociale che onestamente dal punto di vista di amministratore un po' la guardo con occhio critico e anche un po' preoccupato, perché si va verso una struttura che spoglia i comuni di un servizio importante come quello del sociale per accentrarlo. Sarà meglio? Sarà peggio? Questo è un grosso punto di domanda che abbiamo sul futuro. Avete sentito cosa ha detto? Bano, come ci saluta, sindaco? Tutti alla fiera del Folpo col Fantuzzi che porta i diversamente giovani, diversamente agili, a festa del Folpo 90. Del Folpo, ricordatevi che c'è una bettola, solo di diversamente una bettola, magari saranno un po' più lenti a servire, che sono solo diversamente abili e sono bravissimi. Allora andiamo a conoscerli, no?
Vede che non li conosciamo, lei lo sapeva? Sì, l'avevo visto l'anno scorso su un servizio che avevano fatto a Noventa. È importantissimo. Allora tutti a Noventa di Piave, a Noventa Manuana, alla festa del Folpo. Grazie al sindaco Marcello Bano, grazie a Nicola Fantuzzi. Grazie. Adesso andiamo in pubblicità. Grazie Paola, grazie. Altri due numeri uno nella seconda parte, mi dispiace di averli fatti aspettare, ma il tema era molto importante. Stiamo parlando di diversamente giovani con patologie, diversamente agili con patologie anche, che hanno il diritto di vivere la quotidianità. Allora saluto tantissimo il dottore Emanuele Cozzi, direttore immunologia dei trapianti, agenda ospedaliera dell'Università di Padova. Grazie veramente dottor Cozzi di essere qui a Sveglia Veneti, e saluto anche la dottoressa Alessandra Andrisani, direttore di procreazione medicalmente assistita all'azienda ospedaliera all'Università di Padova, unità operativa complessa tutti e due. Grazie anche a lei, dottoressa. Come avete sentito, non so se eravate collegati, io mi fervoro molto perché sono stanca di blatterare, di sentire bla 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 bla, faccio tutto e poi mi ritrovo con l'anziano morto in casa, oppure che viene dimesso da un'importante operazione fatta benissimo e poi nessuno va più a casa a vedere come sta e di cosa ha bisogno per aiutarlo. Però io vorrei parlare adesso del vostro lavoro, inizierei proprio da lei, dottoressa Andrisani. Ecco, questa procreazione medicalmente assistita, spieghiamo bene cos'è, perché io ho anche diversamente giovani che sono curiosi, vogliono sapere. L'altro giorno ho avuto il professor Marella, parlavamo di diritto internazionale, qualcuno mi ha detto: ma chi inviti? Lei sentisse le domande che hanno fatto i diversamente giovani, il professor Marella, e come l'hanno ringraziato, perché riescono a capire anche loro di cosa si parla. Allora parliamo di procreazione medicalmente assistita. Prego, dottoressa. Intanto buongiorno, grazie infinite di avermi invitata ad essere qui oggi. Sì, la procreazione assistita è una branca, diciamo, giovane o relativamente giovane della medicina, e che si occupa fondamentalmente di aiutare quelle coppie che fanno difficoltà ad avere una gravidanza naturalmente. Purtroppo questo è un problema che sta diventando sempre più sentito nell'ambito della nostra società, perché un po' per la ricerca di figli in età sempre più avanzata, che fisiologicamente è una causa, diciamo così, di infertilità, ma anche perché oggi come oggi i grandi passi avanti fatti dalla medicina, pensiamo all'oncologia, alla chirurgia, fanno sì che tanti pazienti affetti da malattie gravi, che una volta non avevano prospettive di sopravvivenza, oggi guariscano, vivano e quindi chiaramente desiderino come tutti avere una gravidanza. Spesso queste terapie sono terapie fortemente invalidanti rispetto alla loro fertilità. La procreazione medicalmente assistita li può aiutare in questo caso appunto a realizzare il loro sogno di avere un bimbo, di costruire una famiglia. Molto chiara e la ringrazio. Adesso sentiamo il dottor Emanuele Cozzi. Dottor Cozzi, l'importanza, i passi avanti che si è fatto anche nei trapianti. Io ho avuto l'AIDO, la presidente dell'AIDO, la dottoressa Petrin, che è anche una cara amica. Soprattutto un po' alla volta si cerca di capire e di comprendere sempre più l'importanza del trapianto, di donare. Com'è la situazione, dottor Cozzi? Intanto buongiorno Mirella, buongiorno anche ai suoi telespettatori e grazie per avermi invitato. Allora, la situazione della donazione degli organi in Italia è sicuramente in miglioramento, però diciamo c'è ancora parecchio da fare. Basti ricordare che in questo momento in Italia, sono dati appunto dell'ultimo anno, nel 2023 in un caso su 3 la famiglia si oppone alla donazione di organi da parte di donatori che sono deceduti, nel senso che l'attività cerebrale non c'è più e quindi come tale sono delle persone che andranno staccate dalle macchine da rianimazione e che quindi purtroppo mancheranno. In un caso su 3 in Italia la famiglia si oppone alla donazione e noi certamente come medici possiamo educare, cercare di far capire la problematica, ma non possiamo imporre e obbligare a una famiglia a permettere, diciamo, la donazione degli organi del loro caro appena persi.
Sa, dottor Cozzi, io proprio durante una di queste ospitate con la Petrin ha raccontato una cosa importante di un ragazzo giovane, perché vedi, i ragazzi giovani sono molto più avanti di quello che pensiamo. E per quanto riguarda il trapianto e la donazione, una ragazza intervistata gli ha detto: ma a questo punto, ma di cosa stiamo parlando? A cosa servono se sono morto? Doniamo e punto. Qual è il problema? È che forse, dottor Cozzi, lo dico anche alla dottoressa Andrisani, culturalmente stiamo facendo molto poco nelle scuole. È là che ci giochiamo l'etica, il rispetto della persona, l'educazione civica. Cosa vuol dire educazione civica? Educazione civica vuol dire rispetto per il prossimo. E come faccio a rispettare il prossimo? Anche donando degli organi importanti che non servono più, come ha detto lei. Se sei morto, dammi la possibilità di aiutare tante persone. C'è chi vuole un figlio, la voglia di nascere, e poi c'è purtroppo che devi morire, e quando muori però puoi fare un atto importante. Io, tutte le persone che ho invitato, dottor Cozzi, i genitori, i familiari, il problema non esiste se tu ne parli in famiglia. Perché deve essere sempre il ragazzo che ha il papà o la mamma o il nonno che faceva il donatore che diventa donatore? Perché ne parlano in famiglia, vivono il problema, lo conoscono. E qui c'è qualcosa che non mi torna. Allora i giovani non hanno voglia di far niente. No, i giovani hanno voglia, sono loro che manifestano per l'ambiente, non siamo noi, non sono i diversamente giovani, sono loro che scendono nelle piazze, ed è un bene della comunità. Cosa dice, dottor Cozzi? Forse anche qua la scuola deve rinnovarsi, sta diventando un po' monotona questa scuola con le solite materie, le solite cose. Ho capito che devo sapere quando è morto Carlo Magno o Cristoforo Colombo o i re, i papi, ma devo anche capire che c'è un'evoluzione anche nel mio modo di vivere la quotidianità, che è la conoscenza delle cose. Prego, dottor Cozzi. Mirella, mi trova assolutamente d'accordo. Ci sono delle innovazioni nel settore della medicina, abbiamo sentito la professoressa Andrisani, nel suo settore ci sono dei progressi straordinari che vanno comunicati. Per quanto riguarda sicuramente la donazione degli organi, noi cerchiamo di darci da fare, però le risorse sono limitate, e sono d'accordo con lei. Dal punto di vista educativo bisogna partire dalle scuole e ripeto, cerchiamo tutti di contribuire, ma come lei sa, purtroppo è difficile, non è facile fare questo programma educativo, che però è indispensabile e che noi continuiamo ovviamente a fare nella misura possibile. Allora, dottoressa Andrisani, collegandomi a quello che ha appena detto il dottor Cozzi, ho avuto ospite una professoressa, una sessuologa. E lei ha detto una cosa importante: non è possibile che a scuola non si studi più questa materia, non si parli più di sessologia. Poi questi ragazzi che usano il corpo perché non lo conoscono, pensano di sapere tutto a 14-15 anni, non sanno niente, ma perché non si spiega quanto delicato è l'argomento, come si deve trattare dagli esperti. Ma allora in Italia andiamo avanti con le cose che non servono, e invece di fare quello che servono. Ma lei sta parlando di un tema veramente delicato e importante. Voglio diventare genitore, ma come? Ma dove? Ma puoi? Non puoi? Che età? Viene spiegato tutto pochissimo. Uno si sveglia la mattina a una certa età e dice: no, adesso voglio avere un figlio, perché adesso anche noi donne, li ho avuti anche ospiti, a 40 anni ha detto: Mirella, ho deciso di avere un figlio perché mi stavo annoiando e ho deciso di fare qualcosa in più. Sì, ma a 40 anni... Dottoressa, sveglia Veneti, cosa vuole dire? Prego. Beh, diciamo che ha centrato assolutamente l'argomento. Oggi il grosso problema nasce anche dalla disinformazione. Noi viviamo in una società di benessere, quindi la donna di 40 anni socialmente è una donna nel fiore dei suoi anni. Purtroppo la biologia negli anni non è cambiata. E quindi il tutelare un bene con cui nasciamo, che è quello della salute riproduttiva,
forse non fa più parte della nostra cultura, cioè non abbiamo sufficienti conoscenze e soprattutto pensiamo sempre che tanto non c'è problema, domani quando vorrò avere un figlio riuscirò comunque ad averlo. Quello che effettivamente manca molto è una campagna di informazione che, come correttamente avete detto tutti, deve essere fatta soprattutto sui giovani, che la salute riproduttiva è un bene da tutelare, quindi tutte quelle che possono essere le cattive abitudini, che possono essere non so, la carenza di attività fisica, il fumo, l'alcol, sono tutti, diciamo, comportamenti che vanno comunque contingentati, perché effettivamente creano dei danni che poi alla lunga si possono ripercuotere sulla capacità un domani di diventare genitori. Probabilmente uno dei problemi è che sì, se ne deve parlare a scuola e sono assolutamente d'accordo. Oggi mi sembra che i giovani si rivolgano molto ad altre vie di comunicazione, quale per esempio quella dei social, per cui probabilmente anche noi dovremmo un po' noi che siamo diversamente giovani dovremmo un po' adeguarci a quello che è la loro nuova modalità di comunicare, perché probabilmente riusciremo ad arrivare meglio e in maniera più forte all'obiettivo se parlassimo un po' più la loro lingua. Dottoressa Andrisani, quello che però io sento anche da donne che pensavo essere molto emancipate, che però quando parli di queste cose, dell'argomento che stiamo trattando, ti guardano come dire Mirella, ma di cosa stai parlando adesso? Perché non sanno, non conoscono, non si informano abbastanza. Cosa vuol dire abortire per una donna? Qualcuno pensa che sia una passeggiata, ha abortito, ma ci pensiamo, poniamo il problema del trauma di quella donna quando abortisce, le sofferenze psicologiche, perché sembra che sia tutto facile. Non voglio più il figlio, ma perché non vuoi più il figlio? No, il figlio te lo tieni se vuoi e basta, senza capire realmente, come dice lei, che sotto questa decisione c'è sempre una sofferenza incredibile, delle volte arrivata per caso, ma delle volte voluta, perché non c'è quell'aiuto alla famiglia, alla persona che si dovrebbe avere. Penso ai consultori, ad esempio. La fortuna se tu sei su una città o un paese dove c'è un consultorio, sono stati tolti ed erano fondamentali per conoscere, per capire, per rivolgersi necessità. Cosa dice, dottoressa? Allora, i consultori familiari sono un'istituzione che ancora fortunatamente c'è. Il problema, e ci sono oggi 1000 modi per evitare una gravidanza non desiderata e per poter programmare in qualche modo la costruzione di una famiglia. Anche in questo caso abbiamo molti tabù. Molto spesso quando io propongo alle ragazze giovani che iniziano ad avere una vita sessuale attiva, chiaramente viene sempre fatto loro un counseling non solo rispetto alla gravidanza indesiderata, ma ovviamente anche rispetto al rischio eventualmente di malattie, perché ricordiamoci che le malattie sessualmente trasmesse sono di nuovo in aumento. Questo vuol dire che c'è una promiscuità senza che ci sia un'adeguata protezione. In realtà molto spesso c'è refrattarietà rispetto ai metodi contraccettivi, questo perché viviamo un po' nell'epoca in cui l'estetica la fa da padrone e chiaramente c'è sempre l'idea che la pillola faccia ingrassare, faccia venire la cellulite, quindi molto spesso io trovo refrattarietà perché la terapia ormonale oggi come oggi dalle donne a qualunque età non viene accettata. Esistono ancora probabilmente dei tabù o comunque delle convinzioni che oramai sono obsolete, sono superate, ma che ancora non sono superate, diciamo, nella popolazione di coloro che dovrebbero utilizzare queste metodiche. Molto chiara e grazie. Avete capito cosa ha detto con ragazze giovani che ancora non conoscono veramente cosa vuol dire prendere la pillola, non vuol dire ingrassare. Ecco, non ci siamo proprio. Guardi, dottoressa, che io vi invito proprio per farvi capire, siccome io parlo con queste persone, non è che mi metto sul computer e guardo cosa c'è scritto su internet. No, io parlo con questi ragazzi, li vedo fragilissimi, non sanno, non conoscono. Non parliamo dei maschi, dei ragazzi, perché noi siamo un po' più fortunatamente emancipate, ma loro sono proprio bambini, dottoressa, loro veramente giocano con il sesso come fosse un qualcosa, ecco, una palla da calcio, visto che quasi tutti sono orientati su quello sport là, io non riesco a capire anche questo, comunque non importa. Allora, dottor Cozzi, un'altra cosa importante che volevo chiedere, si parla molto di intelligenza artificiale. Io ho avuto il professor Gerosa e quando io gli ho detto, professor Gerosa, ma alla fine è sempre l'uomo dietro questa
intelligenza artificiale, la mano dell'uomo, e il professor Geloso mi ha detto: ma Mirella, ha letto l'ultimo trattato, l'ultima relazione che io ho fatto? No, ho detto, perché ho detto proprio questo, attenzione, sì, intelligenza artificiale, ma proprio c'è sempre la mano dell'uomo. Questo cosa mi dice in fatto di trapianti, anche di intelligenza artificiale? Come la vede lei, dottor Cozzi? Perché si parla, poi alla fine andiamo calmi. Prego. Sì, anche qui, anche nel nostro settore, ovviamente l'intelligenza artificiale sta diventando sempre più uno strumento aggiuntivo che con il tempo crescerà come importanza, però diciamo il ruolo in questo momento dell'intelligenza artificiale nel mondo dei trapianti è ancora piuttosto limitato, e ricordiamo che non parliamo di milioni di trapianti ogni giorno in tutto il mondo, ma parliamo di 150-160 mila trapianti in tutto il mondo ogni anno, e solo in Italia circa 4.000, 4.500, e quindi è una realtà in cui i numeri sono ancora limitati e lo spazio per l'intelligenza artificiale certamente c'è, ma è ancora limitato rispetto ovviamente ai dati sui quali la intelligenza artificiale può contare in altri settori. Detti in altre parole, intelligenza artificiale sì, nel mondo dei trapianti siamo ancora agli inizi, e diciamo il ruolo del sanitario rimane assolutamente centrale e fondamentale. Allora andiamo a vedere anche questo servizio importante proprio a Padova, anniversario trapianti fegato. Andiamo a vedere. Anni di trapianti a Padova, 2500 interventi dal 1990. 30 giorni il paziente più giovane, 70 anni il più anziano. Non c'è età neanche per i donatori. Abbiamo fatto il primo caso del mondo di un donatore di 92 anni a cuore fermo con 20 minuti di tecnica non touch, quindi un record assoluto, e il trapianto è andato benissimo, il paziente è andato a casa. Quindi i donatori non hanno limiti d'età, non c'è un limite, come dire, anagrafico di età neanche per i riceventi. Tanti i primati padovani, primo trapianto italiano di fegato da vivente nel 1997, primo trapianto italiano di fegato ausiliario nel 2007, primo autotrapianto italiano di fegato nel 2011, primo trapianto italiano con tecnica rapid nel 2019, primo trapianto italiano di 2 fegati da vivente in un unico ricevente nel 2023. Tecniche che sono cambiate negli anni, come lo sono le patologie per cui i pazienti si sottopongono all'intervento. Lo scenario è molto cambiato, non abbiamo più molti pazienti con epatite virali che vanno alla cirrosi e poi al trapianto, abbiamo molti più tumori, come dicevamo, epatocarcinoma, colangio e metastasi da tumore del colon, e abbiamo sempre più pazienti con sindrome metabolica, cioè con fegato che ha una degenerazione grassa e che va incontro a cirrosi e poi a tumore. E questa è la grande malattia del nostro secolo, e quindi un'alimentazione eccessiva su una base genetica sta diventando l'indicazione al trapianto più frequente. 30 anni che saranno festeggiati con un concerto al Gran Teatro Geox il prossimo 3 aprile. Un grande lavoro di squadra che ha la Regione tra i protagonisti assoluti, l'azienda ospedaliera universitaria, i suoi professionisti, tutta la tecnologia che c'è in azienda, ma soprattutto c'è il pensiero, va sicuramente visto e portato a tutte quelle persone che sono sensibili alla cultura della donazione e che ci permettono appunto questa attività trapiantologica. Allora, dottor Cozzi, quello che abbiamo sentito è l'importanza di capire che il trapianto non ha età, lo puoi fare anche se sei diversamente giovani, come li chiamo io. Però, dottor Cozzi, anche qua, io quando faccio le gite con queste persone, a me piace parlare di tutto con loro, e loro si animano. Lo sa che non lo sanno? Pochi, pochissimi. E poi quello che sento, la risposta è: i miei figli decideranno perché io non so niente, lascio fare a loro perché non so. Non è il caso forse, dottor Cozzi, di unire le forze, di far capire anche l'importanza che ha il diversamente giovane anche per il trapianto, che può decidere? Noi abbiamo sentito quella meraviglia di signora di oltre 90 anni che ha detto: amo la cultura, voglio partecipare, voglio sapere, mi piace informarmi.
di iniziare anche nelle RSA a fare degli incontri. Poi noi parliamo sempre di giovani, ma guardate che l'Università della Terza Età ha delle persone eccezionali, ha delle persone che veramente, se voi potete anche informarvi, ma sono fantastiche come lavoro di testa, come lavoro di sensibilità, la sensibilità per la cultura, la sensibilità anche per la loro situazione del corpo, che lo curano tantissimo. Ecco, forse, dottor Cozzi, anche là dobbiamo, perché bambini, giovani, bambini, psicologi per giovani, per bambini e i diversamente giovani, questi scrigni d'oro che abbiamo ancora la fortuna di avere, basta vedere le centenarie che abbiamo. Prego. Sì, no, è assolutamente corretto quello che lei dice, cioè noi in questo momento diciamo la parte educativa mirata di solito la facciamo nelle scuole e certamente l'idea di prendere in considerazione anche di educare più avanti nell'età è una cosa senz'altro giusta. Diciamo, il donatore anziano è sicuramente, come avete sentito oggi, un donatore estremamente prezioso, soprattutto in un paese come l'Italia, è un paese nel quale la popolazione sta invecchiando come dappertutto e in cui l'età media dei donatori adesso supera i 60 anni, quindi è assolutamente corretto quello che dice lei, un lavoro di divulgazione che in qualche modo coinvolga anche le persone anziane e perché no, le persone nell'RSA, come diceva lei, è sicuramente un suggerimento molto buono da prendere in considerazione. La ringrazio, dottor Cozzi. Forse è perché vivo con queste persone che mi vengono queste idee, non lo so. Io veramente c'è qualcuno che dovrebbe pensare, perché non sono tutti con l'Alzheimer o con malattie di demenza senile che non possono capire. Anzi, sono loro che chiedono di voler capire e conoscere. Allora, dottoressa Andrisani, quello che però traspare che è una società che sta invecchiando, è una società che deve capire, ecco, l'inizio e la fine di percorsi educativi anche sessualmente importanti. Ecco, questi ragazzi, io ho parlato con un ragazzo che non è che sia proprio soddisfatto di avere il genitore non più giovane. Lei sorride, ma se noi parliamo con questi ragazzi sarebbe veramente da capire che forse dovrebbero essere interpellati di più. Ecco, cos'è che manca secondo lei anche a livello politico per far sì che sono temi che non si possono più nascondere o passare il cerino, ma sono temi di attualità che bisogna parlarne anche nelle scuole, soprattutto nelle scuole, perché là è il nocciolo duro. Il ragazzo deve sapere, deve conoscere fin da piccolo la piantina, la innaffi dal seme, e se inizia a essere un po' storta metti subito un rametto che la tenga dritta. Ecco, quel rametto siete anche voi con i vostri consigli. Prego, dottoressa. Sì, purtroppo l'età media delle persone che diventano genitori sta aumentando e comunque oggi i giovani cercano meno figli. La denatalità è una delle piaghe, diciamo, sociali della nostra epoca, è una cosa di cui si sta facendo carico a livello proprio nazionale il Ministero, se ne sta facendo carico ciascuna regione, si sta cercando di ragionare su delle campagne di formazione e di informazione. Probabilmente quello che manca, se riflettiamo rispetto a quello che magari abbiamo nei paesi limitrofi all'Italia, non sono delle politiche per migliorare appunto la consapevolezza della popolazione a livello culturale, ma anche delle politiche sociali e di supporto alla famiglia, perché chiaramente oggi come oggi nessuno può nascondere il fatto che una donna che lavora è in qualche modo penalizzata dal fatto di pensare di poter fare una famiglia. Questo fa sì che la donna cerchi la gravidanza in età sempre più avanzata e chiaramente che magari non possa realizzare questo desiderio o comunque non nella modalità
in cui vorrebbe. Ci sono degli studi che ci dimostrano che in relazione all'età a cui la donna avrà il primo figlio potrà avere un numero di figli diciamo limitato, e quindi anche questo purtroppo ha un impatto su quello che è questo fenomeno della denatalità. Quindi sicuramente il supporto, la cultura sì, ma probabilmente anche delle forme di supporto, diciamo così, economico a chi decide di avere una famiglia e contestualmente ha bisogno o ha piacere, perché ha studiato, ha sacrificato per potersi diciamo costruire anche una carriera, appunto di portare avanti anche quest'altro ambito della propria vita. Dottoressa Andrisani, cosa dice a quelle persone, a quei politici, l'utero in affitto anche no? Allora, l'utero in affitto è un argomento molto delicato, perché quando in Italia si parla di qualunque forma di procreazione assistita di tipo eterologo si ragiona sempre un po' sulla mercificazione. In realtà lo stesso ragionamento era stato fatto inizialmente per la procreazione medicalmente assistita eterologa con donazione di gameti, che oggi invece nel nostro paese è legale, però ora chiaramente, senza volermi confrontare al discorso dei trapianti, noi siamo uno dei pochi paesi in cui non ci sono donatrici di ovociti, dobbiamo acquisire gli ovociti da paesi che sono esterni all'Italia, chiaramente pagandoli. L'utero in affitto io credo che debba essere una opportunità da dare a quelle donne che purtroppo a causa di una malattia non sono in grado di avere un utero e quindi di portare avanti una gravidanza, e ce ne sono. Oggi come oggi, ripeto, grazie ai miglioramenti della chirurgia oncologica e dell'oncologia, donne giovani che si ammalano di sarcoma uterino sono donne che guariscono e potenzialmente potrebbero avere un figlio, chiaramente solo attraverso la maternità surrogata. Ritengo che bisognerebbe ragionare su quello che è il potenziale di questa tecnica e comprendere quali potrebbero essere le categorie di pazienti che possono, diciamo, usufruire di questa possibilità. Avete capito? Più chiara di così poteva essere la dottoressa Andrisani. Abbiamo Daniele da Verona. Ciao Daniele. Salve, buongiorno. Niente, volevo dire qualcosa in merito a quello che è stato discusso un attimo fa. Secondo me purtroppo è un dato irreversibile, cioè che se guardiamo bene a livello mondiale tutti i paesi occidentali, diciamo così, ricchi hanno come si può dire, una carenza di nascite, ma è inevitabile purtroppo, ma secondo me è irreversibile perché il benessere chiaramente porta a una forma di egoismo dove che il sacrificio sarà sempre meno e di conseguenza due sono le cose: bisogna importare popolazioni, come sta succedendo già adesso, chiaramente regolamentate al di fuori, se vogliamo, fra virgolette, sopravvivere con i contributi e quant'altro. Ecco, secondo me questa è la mia visione, magari anche brutta agli occhi di tutti, però io vedo questo, ma niente secondo me di allarmante, perché d'altronde come si può dire, è un ciclo della storia, perché noi siamo sempre in evoluzione e di conseguenza secondo me è una cosa irreversibile, come è stato per tante altre cose, cioè bisogna capire bene cosa fare e farlo, con tutto qua. Grazie, buongiorno. Grazie a te Daniele, è importante, sì, può essere anche irreversibile, ma se noi iniziamo a fare prevenzione, la prevenzione si fa anche con la conoscenza, sapere di cosa parlo, come gestire il mio corpo, cosa fare dei miei organi, bisogna conoscere, Daniele. Io dico sempre che da quando le telecamere, lo dico anche al dottor Cozzi, sono entrate nelle sale operatorie, noi non tocchiamo più ferro, tanti di noi, quando passiamo davanti a quella porta, perché sappiamo cosa c'è dietro quella porta. Prima non lo sapevamo, perché non ci facevano vedere, e perciò quando vedevamo sala operatoria, aiuto, ecco, si cercava addirittura di fare un'altra strada. Adesso meno, perché? Perché la gente comincia a capire e conoscere cosa c'è dietro quella porta. Dottor Cozzi, cosa dice? Ecco, quanto è importante capire e vedere anche quando si fanno questi trapianti. Io spero sempre di avere dei video e allora qualcuno mi dice: ma sono troppo forti, dottor Cozzi. Ma questi ragazzi vogliono sensazioni forti, vogliono vedere e toccare con mano, e diamogliele, facciamo capire, ma a tutti cosa c'è un'operazione, un trapianto. Cosa ne pensa, dottor Cozzi? Ma sono d'accordo, certamente sono
degli interventi, alcuni di questi sono estremamente, diciamo, aggressivi, okay, dal punto di vista chirurgico, e anche dal punto di vista emotivo sono un po' difficili, diciamo, da accettare. Quindi, diciamo, la comunicazione è corretta, e su questo non c'è nessun dubbio. Far vedere degli interventi sì, ci mancherebbe, sono d'accordo con lei, però bisogna selezionare. Alcune cose sono decisamente non per tutti e altre sono un po' più banali, però io sono anch'io favorevole a seminare. Siete voi che dovete selezionare e magari avere questi video, capire l'importanza di far vedere quel trapianto, quel video, perché è così che gira. Noi non siamo in grado di fare, ma poi sì, perché sapete qual è il trapianto che si può far vedere, l'operazione che si può vedere, e quello, come dice lei, che è un po' troppo aggressivo. Certo che se penso alle 60 coltellate che fanno vedere di questi ragazzi che uccidono genitori e fratelli, penso che non ci sia trapianto crudele che possa essere paragonato a quella crudeltà. Ecco, andiamoci piano con questi giovani, abbiamo paura di far vedere, no, perché poi loro ci fanno vedere la contromedaglia, che è ancora più terribile di quello che stiamo dicendo. Ma io spero che le cose cambino, lo chiedo anche ai direttori generali, chiedono che vengano fatti dei convegni con i ragazzi, non sempre solo con gli addetti ai lavori, con i ragazzi, che gli insegnanti portino questi ragazzi a questi convegni, perché entrare in ospedale per un ragazzo, una ragazza, una persona anche fragile è molto importante, perché capisci che la realtà è un'altra, come apri le porte. Non c'è più la spensieratezza, la gioia, l'allegria che vedi fuori. Basta solo che apri le porte dell'ospedale, che tu entri, già l'odore, tutta un'altra sensazione. Cerchiamo di far sì che queste sale enormi che ci sono su queste meraviglie, adesso abbiamo le cittadelle della salute, poi non ne parliamo, ecco, di far partecipare anche loro. Perché ormai della lezioncina in classe, sì, può servire, per carità, ma si annoiano, non gli intrigano più di tanto, vogliono essere loro i protagonisti. Allora portiamoli, che facciano domande. Cosa vuoi sapere? Cosa ti ha colpito di quel video? Cosa dice il dottor Cozzi? Ce la faremo a fare questo? Io l'ho chiesto al direttore generale di Treviso, il dottor Benazzi, e mi ha detto non è male come idea, vedremo anche di fare questo. Prego. Allora, io devo dire che mi associo all'idea del dottor Benazzi. Sicuramente parlare con il nostro direttore generale, il dottor Dalben, è un'ottima idea. Io dal punto di vista comunicativo, l'esperta è lei, ovviamente, Mirella. Io penso che questo sia un suggerimento estremamente valido, ok? Che se lei fa un passaggio, oltre che con il dottor Benazzi, anche col dottor Dalben, lei può dire che Cozzi sarebbe a completa disposizione per rendere questa cosa possibile, cioè non noi che andiamo nelle scuole a fare la lezione, come lei diceva, una delle tante lezioni, ma i ragazzi che vengono nel nostro ambiente, così toccano magari un po' più da vicino la realtà in una sessione che potrebbe essere di 2 o 3 ore, in cui facciamo venire gli esperti, compresi i chirurghi, che faranno vedere un filmato per quanto riguarda alcuni interventi dei trapianti. L'idea è molto buona, la sposo, però abbiamo bisogno anche di Mirella in questo avanzamento che è del tutto veramente nuovo come comunicazione. Grazie Mirella. Grazie a lei invece, dottor Cozzi, per il supporto che mi sta dando, perché lei non ha idee per le che mi trovo davanti, perché voglio fare le cose. Ecco, e fare le cose gratuitamente in questo paese non va bene, bisogna fare solo business. Allora se fai business, dai visibilità politica a qualcuno, vai avanti. Se invece fai l'incontrario, come faccio io, naturalmente, però ho la fortuna di avere, ecco, questa grande televisione media nord-est che mi supporta, che fa sì che sentiamo le parole e le sensazioni di tutti, delle persone, della società, e questo è molto importante. È importante perché i messaggi, come ha detto il dottor Cozzi, sono fondamentali, gli esempi buoni sono fondamentali, la conoscenza, la cultura è fondamentale nel nostro paese. Noi abbiamo la fortuna di avere un paese che respira cultura tutti i giorni, ma la teniamo chiusa, teniamo tutto chiuso a chiave.
e non può funzionare così, perché sennò perdiamo i giovani, già ne abbiamo pochi, cerchiamo di tenere almeno quelli che abbiamo. Cosa ne pensa, dottoressa Andresani, anche lei di questa proposta che sto facendo ai direttori generali, come ha detto il dottor Cozzi, per farli diventare protagonisti, se no non ne veniamo fuori. Loro vogliono essere protagonisti. Allora vedremo, nella robotica hanno delle menti eccezionali, sono dei piccoli geni. Pensi, dottoressa Andresani, che ho avuto un ragazzo, proprio in merito a quello di portarli da un'altra parte, che ha scoperto la stella variabile. E sa come? Perché per caso con la scuola è andato all'osservatorio e là ha capito l'importanza. E sa cosa ha detto qui seduto vicino alla Mirella? Ha detto: se io non fossi mai andato là e avessi letto su internet, su Google, io non avrei mai scoperto la stella variabile. Mi ha entusiasmato il luogo, il vedere, il capire. Capisce l'importanza di portarli a toccare con mano? Cosa dice, dottoressa? Io credo che come sempre poter toccare con mano e avvicinarsi agli argomenti sia il modo migliore per far sì che le persone se ne interessino e se ne appassionino. Oggi viviamo in un'epoca in cui ci si sta un po' disamorando di tutte quelle che sono le professioni sanitarie. Probabilmente se noi riuscissimo a coinvolgere di più e in maniera più attiva i nostri giovani, facendo vedere loro quello che noi facciamo quotidianamente, io credo che li faremo innamorare del nostro mestiere e quindi probabilmente risentiremo anche meno di questa carenza che attualmente rappresenta un problema nel nostro Paese. Molte grazie anche a lei, dottoressa Andresani, perché sa, facendo squadra si va avanti. Io dico sempre che la squadra è fondamentale per rompere quelle barriere che abbiamo, ecco, quelle porte di gomma che ci fanno rimbalzare indietro. Invece se fai squadra e sei forte, riesci a sfondare quella porta per fare il bene della comunità, perché alla fine è questo, il bene della comunità, è quello che vogliamo. Allora andiamo a vedere anche questo servizio proprio che riguarda la procreazione assistita e andiamo a Venezia all'ULSS 3. Primo sopralluogo pubblico al cantiere nell'ospedale di Chioggia, dove sorgerà il nuovo centro per la procreazione medicalmente assistita che servirà il territorio. Questo centro si propone di soddisfare le esigenze dell'intera ULSS 3 e non solo, anche le esigenze di tutte quelle coppie del Veneto e al di fuori del Veneto che ambiscono ad avere dei trattamenti ad altissima tecnologia e professionalità per i loro problemi riproduttivi. Sarà un centro di riferimento anche oltre i confini dell'ULSS 3, proprio per poter contribuire a contenere la forte tendenza alla denatalità. È un servizio sempre più necessario, tenete conto che noi purtroppo siamo fanalino di coda d'Europa per natalità e per età al primo parto. Dall'ultimo report Istat parliamo di 33,1 anni al primo parto e questo a sua volta sta contribuendo al calo demografico e all'aumento delle problematiche riproduttive. Contemporaneamente al centro, all'ospedale di Chioggia si realizzerà anche il nuovo blocco parto-travaglio. Stiamo portando avanti un importante lavoro, un importante investimento che riguarda sia la componente ospedaliera sia la componente territoriale. Dentro l'ospedale stiamo realizzando il blocco parto-travaglio, che sarà un punto importante per questa struttura, e la PMA, che invece sarà un punto di riferimento per tutta l'azienda. Un sopralluogo è stato effettuato anche alle strutture sismiche che, già messe in opera, fanno dell'ospedale uno dei più sicuri del nord Italia. Ecco, vede, dottoressa Andresani, vediamo queste immagini. Lei ha visto un ragazzo giovane? Ha visto uno studente? Ha visto qualche scuola che sia stata invitata? E stiamo parlando di un tema che li riguarda, anzi di attualità. Capisce perché voglio fare questo? Perché io non li vedo. Io vedo sempre gli addetti ai lavori, che sanno di cosa si parla, che conoscono il tema e se la fanno e se la godono. Ma sono i ragazzi che devono capire. E il futuro è anche nelle loro mani, devono capire e comprendere quale sarà il futuro anche per loro. Prego, dottoressa, poi sentiamo il dottor Cozzi.
Sì, devo dire che negli ultimi anni comunque si è iniziato a fare un po' di più in questo contesto. Prova ne è che se parliamo per esempio del contesto della preservazione della fertilità, cioè delle pazienti oncologiche che prima di iniziare trattamenti radiochemioterapici hanno accesso ai trattamenti di procreazione assistita, io vedo che c'è molta più partecipazione non solo da parte dei colleghi oncologi e chirurghi, ma da parte del paziente stesso, perché se non viene proposta questa cosa il paziente fa la domanda, dice ma se io un domani vorrò avere un figlio posso fare questa cosa? Quindi comunque devo dire che un miglioramento c'è stato. Sicuramente dobbiamo ancora lavorare sulle fasce più giovani. Prima il telespettatore Daniele che è intervenuto ha detto una cosa assolutamente corretta, ma io avrei voluto rispondergli una cosa, cioè che è vero che oggi viviamo in un'epoca in cui siamo più egoisti, diciamo guardiamo di più al nostro benessere e quindi avere una famiglia, avere un figlio diventa un impegno che non ci vogliamo prendere. Questo però lo accetterei se fosse qualcosa che poi persiste per tutta la vita. Il problema è che quando abbiamo 25-30 anni abbiamo questo modo di ragionare perché pensiamo il figlio di poterlo fare a 40. Noi siamo pieni nei nostri centri di coppie in cui la donna ha più di 35 anni e il partner più o meno è un coetaneo, che purtroppo vivono il dramma di non poter avere una gravidanza, ma di acquisire a quel momento la consapevolezza che se l'avessero cercata per tempo probabilmente la gravidanza sarebbe arrivata. Quindi finché c'è questo malessere vuol dire che non è che le persone non vogliono avere i figli, le persone non hanno la consapevolezza di quando e come potersi, diciamo, non dico garantire perché è una parola che in medicina non esiste, però potersi dare le maggiori possibilità possibili a questo figlio di poterlo avere. Poterlo avere anche se iniziamo a capire che bisogna investire anche nella famiglia, dottoressa Andrisani, perché non è che metti alla luce un giocattolo. Attenzione, è un impegno molto importante. I giovani non sono abituati al sacrificio. Io quando sento è un problema di soldi, sarà anche un problema di soldi, ma io ho un banco alimentare, dottoressa, e devo dire dove vedo che nascono i figli nella povertà c'è qualcosa che non mi torna allora, perché è là che vedo dove nascono i bambini e questo mi fa capire che forse non riusciamo a capire neppure noi dove sta andando la società e a chi dobbiamo parlare e far capire. Forse abbiamo viziato troppo, forse abbiamo dato troppo, certo, però non abbiamo quello che doveva essere dato, la conoscenza anche del corpo umano, che è fondamentale a mio avviso. Grazie alla dottoressa Alessandra Andrisani, direttore di procreazione medicalmente assistita all'Università di Padova. Grazie di essere stata con noi, dottoressa. Sentiamo come ci saluta il dottor Emanuele Cozzi, immunologia di trapianti azienda ospedaliera all'Università di Padova. Dottor Cozzi, come ci saluta? Ma io la saluto intanto ringraziando Mirella che dal punto di vista comunicativo sicuramente è fuori norma, diciamo, siamo su dei livelli comunicativi di altissima qualità. Io prendo sempre atto che alcuni suggerimenti che lei appunto condivide con noi in queste discussioni, così conversazioni, sono sempre molto positive. Purtroppo però diciamo poi per noi per implementare e mettere in atto delle misure che nel mio caso ovviamente migliorerebbero la consapevolezza e l'esigenza di aumentare i programmi di donazioni, un ruolo importante, come ho detto, lo giocano senz'altro i media e la comunicazione lì è importante. Noi possiamo fare la nostra parte sempre che ci sia qualcuno che funga un po' da provocatore e faccia capire che noi per questo siamo a disposizione. Ripeto, il suo suggerimento di poc'anzi di coinvolgere i giovani proprio qui nel nostro ospedale per renderli maggiormente partecipi e in qualche modo coinvolgerli anche un po' emotivamente è un'idea che io, ripeto, condivido e che secondo me può portare a dei risultati molto utili in generale, non solo per la medicina dei trapianti naturalmente. Grazie, veramente grazie di cuore, dottore Emanuele Cozzi, per queste parole che mi confortano, ma sa qual è il mio bagaglio? Sono le persone. Io parlo molto con le persone, sentono cosa dicono, ma soprattutto ascolto e capisco. Io parlo molto con i giovani, ne ho di difficili, che poi se li prendo, dottor Cozzi, basterebbe solo fargli capire che la vita gira in un'altra maniera,
magari anche partecipando a questi convegni, perché alla fine sono ragazzi semplici con dei grandi problemi familiari, questo lo dico a chi li vede come dei spacciatori, dei criminali. Sono ragazzini che hanno bisogno solo di far capire loro che la strada è un'altra, è una strada che può dare anche molte soddisfazioni. Proviamoci, vediamo cosa succederà. Grazie, grazie dottor Cozzi anche a lei, grazie, pubblicità. Grazie Madeleine. Sveglia fratelli, tiremo i giù corpi da questi letti, ma non è una giornata con più prospetti, non te lo aspetti. Navighiamo nello stesso mare, viviamo nella stessa barca. Guardiamo la notte, la stessa alba, la stessa risposta, siamo ad aspettare. Dobbiamo aspettare, non moriamo adesso, non moriamo sai. I veri amici non esistono mai, i veri fratelli te li fai qua 24 ore sulla stessa stanza, aspettando che l'ultima a morire sia la speranza. Passano i giorni, passano i mesi, passano gli anni. Le celle sono riflettive, le guardie sembrano cattive. Il tuo cuore è spezzato a metà, ti manca l'affetto di mamma e papà. 4 pareti, una speranza, 1000 sentimenti, pianti rinchiosi e silenziosi su questi letti. Scusate mamme, delle lacrime perdute, poiché tutti i ricordi sono diventate ferite. 4 pareti, una speranza, 1000 sentimenti, pianti rinchiusi e silenziosi su questi letti. Scusate mamme, delle lacrime perdute, poiché tutti i ricordi sono diventate ferite. Chiusi dietro i cancelli, vogliamo essere liberi come pipistrelli. Volare, volare, volare lassù mentre guardi giù. Uscire la notte, guardare il buio sotto le stelle. Sognare una vita migliore fuori da ste celle. Primo pezzo che ecco qua, tu ancora fermo all'aldilà. Tutto il giorno ste carte da gioco, il mio cervello se ne va a fuoco. Mi sembra di essere il mago del blocco, ma io non sono uno che scrocco. Questa vita è una partita, aspetta un po', non è ancora finita. Ed è con noi, è veramente dico grazie a Vanna Boscato, Associazione La Prima Pietra, responsabile area esterna. Grazie Vanna di essere qui, veramente grazie. Saluto anche da Brendola Bruno Beltrame, sindaco di Brendola, secondo mandato. Grazie sindaco anche a lei di essere qui con Mirella Sveglia Veneti per cercare di far capire i problemi che avete voi come sindaci, ma soprattutto le persone che si rivolgono a voi, che non hanno età, perché voi andate dal ragazzo all'adulto, all'anziani che cercano risposta e avete sempre la coperta corta, ma la coperta corta ce l'hanno anche le associazioni che cercano fare di tutto e di più. Allora Vanna Boscato, grazie. Cos'è questa associazione e cosa abbiamo visto? Allora, noi siamo l'associazione La Prima Pietra. Quello che abbiamo visto è un video che proprio parte dall'interno dell'istituto, si trova in un lato di un muro ed è un progetto che è stato fatto a più mani, giusto che nomino Nazper, il Comunica, la Amnesty International, Volontari Insieme e con la nostra collaborazione La Prima Pietra. Questo progetto ha cercato di far parlare i ragazzi. Ovviamente il testo è un testo molto, molto forte, molto ricco di spunti. Il primo fra tutti potrebbe essere il fatto che sia stata nominata la famiglia più e più volte. Alle volte i ragazzi capiscono di aver perso la famiglia o di aver ferito la famiglia quando sono all'interno dell'istituto. E anche l'amicizia, ecco, i veri amici non esistono, te li fai qui. Perché? Perché fuori alle volte gli amici sono scambiati come compagni di merenda, cioè di scorribande e anche ben di più di reati. Avete visto che c'era un professionista, i ragazzi erano comunque girati perché i minorenni non si possono filmare ed è tutto stato lavorato insieme a delle persone esperte. Il murales ci dice, grida, la bocca, la vignetta che esce dalla bocca
il pregiudizio. Non giudicateci, ma dateci il tempo di farci conoscere. Ecco perché la prima pietra entra lì, perché cerchiamo di dare una seconda possibilità, però da soli non ce la possiamo fare, né come associazioni, ma neanche come istituzioni. Ci vuole ben di più tutto un territorio che collabora. Allora, Vanna Boscato, quello che ho sentito da queste parole di questa canzone, che loro amano questo genere di musica, i ricordi sono solo sofferenze. È una frase che la dice lunga su quello che sta dicendo questo ragazzo, ma che vogliono dire i ragazzi. Prima si parlava appunto di baby gang, di pochi ragazzi che tengono in pugno sindaci, forze dell'ordine, le persone che hanno paura di uscire di casa, specialmente i diversamente giovani, perché hanno paura di incontrare questi bulletti e non sanno come difendersi, hanno paura, girano coi coltelli. Tu cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire di questi ragazzi? Cosa si potrebbe fare? Perché non è possibile che noi continuiamo a essere tenuti in pugno da un branco, perché un branco poi alla fine, perché gli esempi positivi sono molto di più di bravi ragazzi, di quelli che si... Però loro fanno audience, loro attirano l'attenzione, loro sono sui social, hanno delle visualizzazioni incredibili. Cosa vuoi dire? Allora, io grazie di questa domanda, grazie per avere un sindaco che mi sta ascoltando, perché ti do la risposta con un vissuto. Io voglio sottolineare che non faccio parte delle istituzioni, ma sono quella parte della società che non si gira dall'altra parte e si prende cura degli ultimi degli ultimi. Allora, porto questo esempio. Nel mese di luglio io ho incontrato per un comune ho incontrato dei ragazzi borderline. Sono stata chiamata dalle assistenti sociali, che era un anno che cercavano di partire con un progetto, ma facevano fatica a capire come aprire la porta, e siamo andati ad incontrare questi ragazzi. Bravissimo il comune che ha fatto rete attraverso educatori, bravissimo, me li sono trovati lì e lì abbiamo parlato, abbiamo discusso, abbiamo invitato anche il direttore del carcere minorile Girolamo Monaco, ok? Perché è una persona disponibilissima, e poi alla fine, vedete, io sono anche diversamente giovane, lo ammettiamo, ho chiesto ai ragazzi, che erano tutti presenti con grande stupore da parte delle assistenti sociali, ho chiesto se ero stata pesante, se la cosa era risultata... Mirella, la risposta è stata: ci vorrebbero di più di questi incontri. Ti ho dato la risposta. Allora, Sindaco Beltrame, come vede, noi non portiamo a Vanvera a sveglia veneta, portiamo fatti concreti, diamo suggerimenti, cerchiamo di fare squadra, specialmente i sindaci devono fare squadra, perché avete i numeri dalla vostra parte e sono i numeri reali dei cittadini che vi hanno eletto, e come dico sempre, se seminate bene vi rieleggono, perché sanno chi siete e cosa avete fatto. Ecco, cosa dice? Ecco, la difficoltà di far squadra nel nostro territorio, molti campanili, io sono più bravo o sono politicamente appoggiato, vado avanti, ma io posso essere la più brava del mondo ma non vado da nessuna parte, perché appunto non fai parte dei cerchi magici. Ma questa storia deve finire, perché come ha detto Vanna, ed è stata molto chiara, se si fa squadra si va avanti. Prego, Sindaco Beltrame. Ma tanto un buongiorno a tutti, ringrazio dell'invito, anche del tema, che vedo che sia un tema molto attuale, che anche affrontato direttamente come sindaco, convocando vari ragazzi che avevano fatto alcune azioni non poco simpatiche nel paese. Abbiamo avuto il coraggio di invitarli con le famiglie, dialogare, e in parte siamo riusciti anche a risolvere il problema, perché penso sempre che dialogando con le persone si possa raggiungere, soprattutto con i ragazzi, perché siamo stati ragazzi anche noi, però la gioventù di oggi ha degli aspetti un po' diversi da quelli nostri, per cui parlarci assieme, confrontarci, parlare con le famiglie a volte aiuta molto. Non è semplice, perché non è stato semplice, però siamo riusciti a fare questo. Altra questione invece è il discorso di campanini, allora
già è difficile tirarli via all'interno del nostro comune, che molte volte tra frazioni insomma, ci sono tensioni, ma insomma, nel corso degli anni siamo riusciti a eliminarle. Poi il rapporto tra comuni non è semplice. Fortunatamente noi nel nostro distretto di Luzzotto abbiamo un buon rapporto tra sindaci, e vedo che anche all'interno dell'Ulster riusciamo spesso a collaborare per progetti anche di un certo interesse. Poi con alcune associazioni, tipo quest'anno abbiamo fatto da 2 anni che facciamo il progetto Ci sto a fare fatica, in cui vogliamo coinvolgere questi ragazzi a migliorare il nostro ambiente, il nostro territorio, e vogliamo dare anche lustro a loro, quindi dare visibilità a loro, perché molte volte questi ragazzi cercano visibilità facendo cavolate. In realtà dovrebbero cercare visibilità, dare visibilità quando fanno opere di bene. Tanto per dire, l'anno scorso ho premiato un ragazzetto che in piazza Brandole aveva trovato un portafoglio con 200 euro all'interno, l'ha consegnato ai carabinieri, quindi in occasione della manifestazione di Nassiria ho dato un premio a questo ragazzo, perché meritano anche questi ragazzi, quando fanno le cose fatte bene, di essere data al lustro, perché ci ricordiamo di loro solo quando fanno caos. E quest'anno, ipotesi, poi facciamo un altro progetto in cui mettiamo assieme Cari Verona, l'associazione Pleiadi, Comune, scuole e Agno Campo Ambiente, che è il gestore dei rifiuti, per un progetto con i ragazzi, per spiegare loro come è fatto il nostro territorio e per cercare di capire come evitare inquinamenti, evitare abbandono di rifiuti. Insomma, un progetto abbastanza complesso, che però i giovani vanno incentivati, vanno ascoltati, e non dobbiamo aver paura appunto di queste baby gang. Come ripeto, io in collaborazione con i carabinieri e con la polizia locale abbiamo convocato questi 7-8 ragazzi, ci abbiamo parlato. Ogni tanto, quando li vedo là in piattaforma, che magari sono là per i cavoli loro, parto, vado là e vado a chiedere come stanno, vado a vedere se hanno problemi, magari hanno una musica troppo alta, li richiami, insomma facciamo un'azione sul territorio. Certo che il nostro comune è un comune di 7.000 abitanti, quindi non è un comune grande, riusciamo anche a fare questo, però è un impegno che ci siamo messi a fare, perché i ragazzi vanno valorizzati, e rischiamo molte volte di sottovalutare magari alcuni aspetti, per cui poi succedono fatti complessi, oppure poi il passaggio dal lato vandalico all'atto delinquenziale non è così, è abbastanza breve, quindi cerchiamo di fare insomma un po' di prevenzione, ecco. Allora, una cosa che mi ha colpito delle parole del sindaco Beltrame, Vanna, è quando ha detto: abbiamo avuto il coraggio di incontrare i genitori. Guardate che fa pensare questa frase del sindaco: abbiamo avuto il coraggio, perché confrontarsi con le famiglie, i ragazzi che vivono borderline, non è così semplice. Ha ragione il sindaco, perché non ascoltano, perché vivono delle situazioni che sono fuori regola. Ma non solo il ragazzo, è la famiglia che vive fuori regola. Non ci sono orari, regole assolutamente zero. E questo ragazzo, che forse è più avanti dei genitori, riesce a capire che è lui che ha il pallino in mano, è lui che gestisce la famiglia, è lui poi alla fine che decide. Basta vedere come si rivolgono i genitori, con quali parole anche offensive, umilianti anche per le mamme che stanno zitte. Perché? Perché il quotidiano sono le parole che sentono dal marito, dal compagno tutti i giorni, la violenza che regna quasi sempre sovrana, specialmente quella psicologica. E ha ragione il sindaco di dire: abbiamo avuto coraggio, perché devi essere anche preparato per affrontare queste persone e questi temi. Prego, Vanna. Allora, grazie sindaco, perché così riesco ad allacciarmi un po' al mio pensiero. Secondo me, in questo momento storico che noi stiamo vivendo, anche l'essere umano è in evoluzione, non solo il nostro sistema che abbiamo attorno. Quindi, forse, come dici tu, ci siamo un po' persi. Siamo un po' indietro rispetto ai ragazzi. Ecco quanto arriva fondamentale
l'SOS lanciato alle politiche giovanili, dobbiamo tutti collaborare. È fondamentale, a partire dalla formazione di chi? Delle famiglie e delle scuole, perché le scuole e le famiglie dovrebbero finalmente, realmente andare a braccetto. Una cosa che ti preoccupa, Vanna, guardando, vedendo e ascoltando questi ragazzi, cosa dicono questi ragazzi? Cosa vuol dire vivere borderline per loro, borderline le famiglie? Questi sindaci che devono pensarci 2 volte prima di incontrare i genitori, anche perché difendono l'indifendibile e questo ragazzo si sente sempre più forte, oppure è una bravata, vabbè, a quell'età l'abbiamo fatta tutti, non è questo il problema. Mio figlio, quella frase che a me proprio è un bravo ragazzo. Ecco, questa frase, ma cosa vuol dire essere un bravo ragazzo? Ma cosa vuol dire essere un bravo ragazzo se hai ucciso una persona accoltellata, ma no con 1, 2, 3, perché ormai girano tutti col coltello questi ragazzi, perché è così. Ma anche una volta si girava, lo tiravano fuori meno, ma ce l'avevano anche in tasca, ti ricordi, Vanna? Non è che questo coltellino non ci fosse anche una volta, era gestito in maniera diversa, perché c'era forse una famiglia, c'era un punto di riferimento importante, che bastava un'occhiata e capire che non c'era ciccia per gatti per nessuno in quel momento, perciò eri con le spalle al muro. Questo non succede più, famiglie allargate, io racconto sempre, lo dico anche al sindaco Beltrame, di quel ragazzo che mi ha detto: Mirella, non so più chi sono i miei genitori, i miei fratelli, ho la famiglia allargata, non ci capisco più niente, nessuno spiega niente, nessuno parla, ognuno ha i propri orari. Cioè, sono loro che sono confusi o siamo stati noi che abbiamo creato questa confusione, non mettendo al corrente questo ragazzo di quello che avviene in famiglia? Genitori che si separano, loro non sanno niente, vivono solo l'aggressività, non la positività. Prego, Vanna. Mi fai ancora ritornare nel concreto. Io quest'anno ho incontrato più di 1000 ragazzi nelle scuole e già delle scuole si sono già prenotate, perciò il ponte tra il dentro, i ragazzi dentro, e i ragazzi fuori, quello che pensano gli uni e gli altri. Proprio sabato, con un bel progetto Giochi da tavolo, ero in IPM, Istituto Penale Minorile, e io gioco poco, io chiacchiero molto con loro e dico loro che esco nelle scuole e chiedo: cosa devo dire ai ragazzi? Aiutatemi, possiamo fare qualcosa affinché i ragazzi fuori si fermino prima? I numeri sono tanto alti, Mirella, dei giovani che stanno sbagliando, e loro dicono: l'attenzione la pongono sulle musiche che ascoltano, dicono che una musica ascoltata a un alto decibel e comunque certi tipi di musica che inneggiano all'uso di sostanze, alla violenza, ci sono, ok? Che nel tempo, soprattutto ai più giovani, 14 anni, 15 anni, fanno breccia, ok? E potrebbero anche stimolare. E poi dicono che si fermino prima sull'uso delle sostanze. Quando chiedo invece ai ragazzi fuori come mai le cose stanno andando così male, ragazzi, voi che siete dell'età, voi potete darmi dei ragguagli? Dicono che la loro rovina è il telefono, se usato male, e accusano molto i genitori che devono lavorare entrambi, perciò c'è molta solitudine, i soldi non mancano, perciò i genitori elargiscono i soldi quando sanno di essere assenti, però sono assenti, allora è una sorta di solitudine. I ragazzi oggi vivono molto la solitudine, molto. Allora sentiamo come commenta il sindaco Bruno Beltrame queste parole di Vanna Boscato, che fa capire l'importanza dell'ascolto, di parlare con questi ragazzi che forse ti fanno capire chi sono i loro genitori, come vivono la quotidianità. Io ho avuto il dottor Micheletto ospite l'altro giorno, che si occupa di famiglie, di ragazzi, e lui ha detto una cosa importante: Mirella, noi possiamo educare finché vogliamo, ma se poi questo mi ritorna a casa e non c'è la famiglia, non ci sono i genitori, tutto il lavoro che abbiamo fatto va a monte. Perché? Perché non c'è il supporto della famiglia, non si investe sul supporto della famiglia. Prego, sindaco.
Ma penso che l'obiettivo sia centrato, concordo con le parole che state dicendo adesso, perché troppe volte le famiglie delegano alla scuola, delegano alle istituzioni, delegano a tutto. Cioè, quando si decide di mettere al mondo un figlio, io ho 2 bambine, e ci mette al mondo un figlio e ci sono delle responsabilità, ci sono delle azioni da fare, perché, come ripeto, il dialogo è fondamentale all'interno della famiglia, e quando invece si delega purtroppo poi succedono queste cose. E, come ripeto, io sono uno che insomma ascolta molto, parlo, dialogo con i miei cittadini, con le famiglie, anche con i ragazzi, e nella maggior parte delle volte, appunto, dove ci sono problemi manca la famiglia. C'è una famiglia magari disgregata, c'è una famiglia che magari ha seri problemi, o famiglie disattente che insomma sono lì, che hanno tutti troppo da fare e nessuno pensa a sti ragazzi che si chiudono nei social, si chiudono in un loro mondo, e poi vediamo che alcuni di questi si scatenano all'insaputa, succedono fatti come quello di qualche giorno fa del ragazzo che uccide i genitori. Quindi sono casi estremi, però il disagio giovanile c'è tanto, e tanto perché mancano le famiglie, ma la famiglia non può delegare, cioè ognuno deve avere il suo ruolo, il padre deve fare il padre, la madre deve fare la madre, l'insegnante deve fare l'insegnante. Non possiamo cambiare i ruoli, perché così creiamo solo confusione nei ragazzi. Come ripeto, siamo stati ragazzi anche noi. Mio padre, quando facevo qualcosa, con un'occhiata mi sistemava. Con le mie figlie sto cercando di fare così, anche se non è così semplice, però insomma si cerca di fare così per insegnare che quando si sbaglia si paga, e molte volte gli errori, cioè anche certe bravate, il passo dalla bravata al discorso più complesso penale non è proprio poi così breve. In un incontro che ho fatto appunto con quei ragazzi che ho incontrato, ne ho detto: guardate ragazzi, che un conto è finché spaccate la panchina, poi la sistemiamo, i vostri genitori devono pagare, ma nel momento in cui da lì passate allo spaccio o altre cose, ragazzi, guardate che la situazione poi diventa addosso e vi rovinate la vita per sempre. Non è facile per loro capire questa cosa qua, però insistendo con qualcuno abbiamo ottenuto un risultato, che poi insomma qualcuno ci ha anche ringraziato delle parole che abbiamo detto sia noi che i carabinieri. Allora adesso vi porto a Brendola, andiamo a vedere il video che ci ha mandato il sindaco Beltrame, andiamo a vedere. Dove la pianura si increspa e sale verso lontani rilievi alpini, sorge Brendola, ricco comune della provincia vicentina. Il comune di Brendola si trova nel cuore del Veneto, nella periferia della città di Vicenza, e viene da noi definito la Porta di Berici, perché è l'ingresso a ovest dell'area berica dei Colli Berici. L'antica origine del borgo è documentata da alcuni documenti risalenti all'anno 1000, tuttavia è certo che il toponimo fosse attestato già nell'Alto Medioevo. Il nome Brendola sembra collegarsi alla presenza di numerose risorgive nel territorio presenti tuttora. Dal punto di vista storico numerose sono le testimonianze. Abbiamo ritrovamenti dell'età del bronzo, oltre che al periodo romano e al periodo medievale, che si enuclea nel centro alto del paese, nel cui sfondo fa bella mostra il castello, la famosa Rocca dei Vescovi. Dominante sulla pianura e sui colli circostanti, la Rocca dei Vescovi fu costruita nella seconda metà del X secolo. Distrutta da un incendio nel Cinquecento, divenne una pittoresca rovina che solo nel Novecento venne gradualmente riqualificata. Grazie a un restauro che è stato effettuato di recente c'è anche la possibilità di visitare il castello, soprattutto il torrione, che è la parte più alta, da cui si gode una vista bellissima sul paese di Brendola. La Rocca è già aperta in alcuni eventi e sarà aperta prossimamente, e in questo modo sarà possibile salire sul torrione e vedere Brendola dall'alto. Abbiamo Renza da Treviso, vai Renza. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, io vorrei dire a quel signore che è a fianco a lei, quando ha detto che non c'è la famiglia su questi giovani, sì, ci saranno contesti di cui non c'è la famiglia,
ma fatalità, non direttamente a me, ma a chi conosco, hanno chiesto anche aiuto, hanno chiesto aiuto ai carabinieri, hanno chiesto aiuto alla scuola, e la scuola chiude, no, la scuola integra cosa? Non aiuta nessuno. Questi genitori si sono ritrovati da soli. Io capisco, cioè, tu puoi insegnare un figlio, ma quando è fuori di casa, quello che trova fuori tu non lo puoi comandare. Però se quando chiedi aiuto nessuno te lo dà, questi vanno allo sbaraglio. Io ho due amiche che hanno fatto di tutto, hanno un figlio più grande e uno più piccolo, quello più piccolo si è ritrovato in mezzo a una compagnia che non va, ma nessuno che li aiuta. Loro si ritrovano un ragazzo che non ha più controllo a casa. Anche la scuola. Punizione, 10 giorni di sospensione da scuola. Ma dove sono questi professori e questi presidi? 10 giorni di sospensione vuol dire lasciare i ragazzi, visto che i genitori lavorano, a letto fino a mezzogiorno, poi escono finché i genitori non tornano. Mandali in scuola, come hanno chiesto loro, e fagli fare le pulizie, fagli fare qualcosa. Questo è integrare, no? Lasciare, cioè, qua si trovano genitori che hanno voglia che vogliono aiuto, nessuno gli dà. Tutti parlano bene, ma nei fatti nessuno fa niente. Guarda Renza, ti ringrazio tantissimo di questa telefonata, perché quando io all'inizio ho detto che siamo 7.500 associazioni di volontariato, ma poi troviamo la persona morta in casa, la persona che non riesce a uscire di casa perché non ha la possibilità e nessuno la va a trovare, ho detto quello che sta dicendo Renza. Tutti fanno tutto, alla fine questa famiglia si ritrova solo con i no. Non ci siamo, non possiamo. Grazie veramente Renza per questa telefonata. Cosa vuoi dire Vanna a Renza e anche in merito a quello che ha detto il sindaco, ma soprattutto sindaco, lo sa che quando ho fatto vedere Brendola nel video che mi ha mandato, Vanna ha guardato e ha detto questa cos'è? È Brendola. Capisce l'importanza anche proprio di impegnarsi e di far capire anche l'importanza del territorio che abbiamo, di investire, perché non lo conosciamo, questa è la verità. Prego Vanna, comunque complimenti sindaco perché ha capito cosa ha detto Vanna e non sapevo. Prego. Io ringrazio tanto Renza perché ha toccato una corda che è molto scoperta. Infatti io credo che arrivare nelle scuole, per noi che siamo associazione piccolini, che siamo il nulla rispetto alle istituzioni, è già tardi arrivare alle superiori, è già tardi alle superiori. Io dico sempre, in quarta e quinta superiore si parla di cittadinanza attiva, ci sei tu nel mondo anche, dati da fare. Io dico che già alle medie dovremmo, attraverso l'educazione civica, essere presenti come territorio, come persone attive nel territorio. Tutti dobbiamo fare la nostra parte, non solo il sindaco, non può farcela da solo il sindaco. Tutti dobbiamo collaborare ed è vero che ci sono tante famiglie che si stanno spendendo e poi trovano le porte chiuse. È qui, sulle politiche giovanili, sul lavorare insieme. È qui che noi dobbiamo aiutare le famiglie. Non si possono abbandonare. Vede sindaco, per rispondere a Vanna ma soprattutto a Renza, il problema è che le segreterie, quando decidono di far fare carriera politica ai propri militanti di qualsiasi partito, devono guardare la competenza, perché il sociale è una cosa delicatissima e tu devi essere competente in materia per trattare il sociale. Non puoi inventarti il sociale, perché il sociale è quello che bussa alla porta, è un sociale anche aggressivo, è un sociale borderline e giustamente il sindaco abbiamo avuto coraggio. Perché? Perché non si è preparati. Eppure abbiamo delle figure che dovrebbero essere sedute attorno a questi tavoli, competenti, dei professionisti seri che possono incontrare queste famiglie. Ma Renza è chiarissima. Queste famiglie hanno cercato, questi genitori, di cercare aiuto perché sentono l'esigenza
ma non l'ha trovato. Sindaco, come commenta? Allora, diciamo che molte volte succedono queste cose, nel senso che almeno l'esperienza che ho io, famiglie che hanno problemi mi chiamano, li mettiamo in contatto con la nostra assistente sociale, da lì cominciamo a mettere in contatto con l'ULSS e non sempre purtroppo gli enti sono veloci in queste azioni. Però insomma per l'esperienza che ho io, quando c'è dialogo, quindi abbiamo un dialogo aperto anche con la scuola, quando la scuola fa emergere qualche ragazzo con problematiche, ci cerca sempre di parlare, di intervenire e magari trovare quelle competenze che mancano all'interno del comune o della scuola con gli enti superiori. Ecco, non sempre negli enti superiori si trova la prontezza o la velocità di risolvere il problema, soprattutto nel disagio giovanile. Mi ricordo che insomma ne abbiamo fatto parecchie battaglie all'interno come sindaci, all'interno della conferenza sindaci ULSS per potenziare tutto il discorso disagio giovanile. Però insomma i problemi sono tanti e ci dovrebbe anche essere delle leggi che permettono, perché poi quando sento giustamente la signora prima diceva invece di sospenderli fateli fare le pulizie, ecco lì si entra poi in un meccanismo perverso per cui se fai al ragazzo fare i lavori rischi poi di essere attaccato da qualcuno, da qualche avvocato perché non è di sua competenza, cioè tutta una burocrazia che tante volte ti lega un po', ti lega parecchio le mani. Però come ripeto, dal mio punto di vista, con il dialogo e con la collaborazione tra enti siamo sempre riusciti nel limite insomma, del possibile a andare incontro a quelle famiglie che sì, non tutte hanno problemi, sono sane, stanno tentando tutte, e abbiamo cercato nel limite delle nostre possibilità di aiutare. È evidente che poi ci sono casi insomma, che hanno necessità di interventi sovraordinati e sul sovraordinato là qualche volta insomma, si dovrebbe essere un po' più presenti, però lì io mi fermo al mio comune perché poi lì sopra diventa sempre un po' più complessa la cosa. Sul discorso poi delle competenze, io diciamo che le competenze mi sono fatte nel campo, però quando non hai la competenza tu le cerchi in qualche professionista, dai l'incarico, ti affianchi e quando hai la volontà di risolvere il problema. Ma è una sensibilità del sindaco questa, è là il problema. Noi ci troviamo degli assessori piovuti dal cielo, neppure eletti, perché anche qua sarebbe da decidere, da discutere su assessorati che sono veramente delicati e questo fa molto pensare, sindaco, purtroppo lo dico io questo. Allora andiamo a sentire velocemente, se la facciamo, questo agente Vanna del carcere minorile di Treviso. Andiamo a sentire. Abbiamo superato i limiti degli spazi, dormono su brande di emergenza, su materassi posti a terra. La situazione nel carcere minorile di Treviso è preoccupante. A denunciarlo un agente della polizia penitenziaria. Attualmente l'istituto di Santa Bona ospita 24 detenuti, superando la capienza massima di 12 posti. Questo sovraffollamento comporta gravi difficoltà nella gestione quotidiana, con il personale costretto a trovare soluzioni come l'utilizzo di brande di fortuna e materassi direttamente sul pavimento. A confermarlo sono anche i sindacati in un comunicato. Su una stanza di 3 ce ne sono ammassati 6. Un servizio igienico dove fate servizio doccia e anche igienico, dove anche succede quello che non dovrebbe succedere. Cosa è successo ad esempio? Che un ragazzo ha dovuto aspettare chi la doccia, chi è andato in bagno e si è fatto i suoi escrementi addosso. La mancanza di spazio rende difficile l'applicazione di sanzioni disciplinari o l'isolamento per motivi sanitari. Inoltre la ridotta pianta organica del personale penitenziario e l'imprevedibilità dei servizi di traduzione aggravano ulteriormente la situazione. E noi siamo giorno per giorno, ogni giorno in emergenza totale. Già in 2 giorni è come se fatto 3 turni di fila. Noi siamo abbandonati perché nessuno ascolta le denunce e in più siamo sotto organico perenne.
Il sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, Andrea Ostellari, ha annunciato che l'istituto penale per i minorenni di Treviso chiuderà entro 2 anni. Si prevede che alcuni detenuti verranno trasferiti alla nuova struttura di Rovigo, che dovrebbe risolvere i problemi di sovraffollamento e spazi inadeguati. Tuttavia è importante affrontare questa situazione con urgenza per evitare eventi simili a quelli verificatisi nell'aprile del 2022, quando si accese una rivolta. I minori detenuti all'epoca erano 13. Temete una rivolta come quella che c'è stata 3 anni fa? Sì, perché è stato anche esposto tramite una lettera sindacale proprio che noi temiamo che l'area sia quella, e loro vedono che sono abbandonati, nessuno li pensa, nessuno fa qualcosa per farli stare meglio, automaticamente si rivoltano contro lo Stato. Allora, Vanna Boscato, a te la parola, visto che conosci bene il tema, sai di cosa stiamo parlando e cosa abbiamo ascoltato. Prego, Vanna. Allora, io sono entrata, come dicevo prima, sabato, l'ultima volta, erano presenti 21 ragazzi, l'ambiente ne potrebbe contenere 12, massimo 14, e i ragazzi sono adolescenti. Quando abbiamo visto il video prima, praticamente il cortiletto è tutto lì, non ci sono spazi per i ragazzi, e contiamo che quest'anno il Ministero di Grazia e Giustizia, che dà i numeri, sono aumentati di 100 unità in Italia i ragazzi detenuti. Se fino all'anno scorso erano circa 400, dai 380 a 400, quest'anno parliamo di 500 unità, per cui il sovraffollamento è distribuito in tutta Italia. È stato ripristinato il nostro istituto, ma così alla belle meglio, proprio perché i nostri ragazzi distribuiti nelle carceri italiane avevano bisogno di trovare una collocazione perché erano sovraffollate, e lo rimangono tuttora. Infatti non è l'unico carcere dove si verificano rivolte. Per i ragazzi, siccome quello è un luogo di riformazione, non è questo il modo per riformare i ragazzi, e ricordiamoci che l'ergastolo ai minori non esiste, per cui tutti i ragazzi tornano nel territorio, e è nostro dovere cercare di riformare la persona e rieducare al non commettere errori, ma questo implica un lavoro molto profondo di diverse figure capaci di ristrutturare il ragazzo. Vanna, secondo te ci sarebbe la possibilità di operare in maniera diversa per fare dei percorsi rieducativi all'esterno del carcere? Cioè, perché deve restare in carcere tutto il giorno? Può andare in carcere alla sera a dormire, un carcere dove abbia anche degli spazi adeguati. Stiamo parlando di giovani che hanno una forza e anche un'aggressività molto forte, ci vorrebbero delle palestre all'interno importante. Però io vedo che si fa fatica a far capire questo. Bisogna tenerli là, e magari poi i veri delinquenti li abbiamo fuori, quelli che non si rieducheranno mai, quelli che hanno fior di avvocati e che il carcere non lo vedranno neppure un giorno. Ma vogliamo capire di dare una possibilità o no, Vanna? Secondo te c'è questa volontà? Mirella, io ti ringrazio, io sento la tua sensibilità, e ovviamente in uno spazio ristretto un adolescente che ha bisogno di movimento, tu parlavi di palestra, utopia solo a pensarlo, ma io dico l'alternativa si deve creare, come dicevi all'inizio, l'alternativa, il ragazzo che poi nel territorio lo impara, lo ama e anche lo lavora, perché no? Perché questi avvocati, come diceva prima il sindaco, devono interferire in una situazione dove si può ricostruire una persona? E con queste parole chiudiamo questa puntata di Sveglia Veneti. Avete ascoltato molte cose, forse avete imparato anche qualcosa anche questa mattina, perciò cercate di capire, di mettere in atto quello che avete sentito. Ognuno di noi può fare qualcosa. Grazie ai miei ospiti. Adesso andiamo a pranzo con la ricetta di Mirella. Ceci alla salvia. Una delle più antiche credenze erboristiche è quella che la salvia migliori la memoria.
è stata confermata da uno studio dell'Università di Newcastle. I soggetti che hanno assunto capsule alla salvia hanno moltiplicato la loro memoria. Ingredienti per 4 persone: 400 grammi di ceci in scatola, uno spicchio di aglio, 50 grammi di pancetta, mezza cipolla, una carota, una costa di sedano, foglie di salvia, pomodori tagliati a pezzetti, crostini di pane, 2 cucchiai di pecorino, 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva, sale, pepe. Tritate pancetta, aglio, cipolla, carota, sedano. Fate soffriggere il trito e una foglia di salvia nell'olio a fiamma bassa per 10 minuti. Versate i ceci nel trito con acqua quanto basta, fredda, poco salata. Fate cuocere a fiamma bassa con il coperchio. Unite il pomodoro e bollite piano per 30 minuti. Pepate. Spegnete il fuoco, aggiungete un filo di olio crudo e servite con pecorino grattugiato e crostini. Buon appetito!